qualche minuto di ritardo, per cui la sala è già piena, confidiamo di avere ancora un po' di affluenza, ma è più che sufficiente, direi, perché lo spirito di questo incontro, innanzitutto mi presento, sono Fabio Curto, sono vicepresidente di Confagricoltura Treviso e presidente della sezione latte di Confagricoltura Veneto. Abbiamo organizzato appunto nello spirito di questo incontro che fosse per gli addetti ai lavori, per gli allevatori, per chi ogni mattina si alza e munge le vacche, perché l'argomento, come vedete nella slide, dopo le quote latte, sviluppi, criticità e opportunità, sono il nostro pane, sono il nostro interrogativo di questi giorni. In realtà lo era già da tempo, ma le risposte tardano ad arrivare, ed è per questo che siamo già in ritardo, ma lo facciamo perché noi, i nostri associati, hanno bisogno di risposte. Vedete qui di fianco a me il dottor Menghi. Non è che gli altri non vengono, gli altri stanno arrivando, l'onorevole Dorfman è in arrivo, il sottosegretario Castiglione era previsto che era un po' in ritardo per questioni di aereo, però è sicuramente qua, e l'assessore Mandato c'è impegnato con l'ufficio stampa. Per cui ecco, vedete già dal panel dei relatori, vedete lo sforzo che abbiamo fatto nel mettere insieme i tre livelli istituzionali, Europarlamento, sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura, assessore regionale, perché ci diano delle risposte. Io non pretendo di fare in modo di risolvere tutti i problemi o di avere la sfera di cristallo, ma perlomeno la disponibilità dei relatori è quella di rispondere anche alle vostre domande, di fare un quadro della situazione, una fotografia del tutto. È forse una delle poche volte, una delle poche occasioni che possiamo veramente capire che cosa pensano, che cosa stanno facendo, quali sono magari le loro idee in merito al futuro. Per cui sono già d'accordo con i relatori e chiedo anche a voi, non abbiate timore, è per noi questo incontro, è per fare in modo che i dubbi e le domande, le situazioni vengano alla luce, per cui chiedete l'associazione di categoria, e qui ringrazio anche la CIA, perché insieme nel cappello di AgriInsieme lavoriamo di pari passo, perché le risposte sono comuni a tutti, i problemi sono comuni a tutti e le risposte sono comuni a tutti. E mi fa piacere, lo sottolineo, che ci siano moltissimi anche soci della coltivatori diretti, allevatori della coltivatori diretti, che sono intervenuti qui oggi, perché, ripeto, gli allevatori sono gli stessi, i problemi sono gli stessi e vanno affrontati insieme per il più possibile. Prima di iniziare con i tavoli tecnici, il dottor Menghi, che non ho presentato tra gli ospiti politici, in realtà è l'anima della mattinata, perché dalla sua relazione ci sarà un po' il quadro di quelli che sono di quello che è il mondo produttivo del settore latte italiano, europeo, in realtà mondiale. Ci farà una bella disamina da cui poi partiremo con il susseguirsi degli altri interventi. Prima di tutto, in modo telegrafico, però vorrei far intervenire le altre, diciamo così, autorità che ci sono venute a trovare, partendo da quello che è il padrone di casa, in realtà il presidente Giustiniani, per un saluto. Buongiorno a tutti, è sempre bello vedere una sala piena e il mio ringraziamento va a tutti voi che siete qua presenti, va soprattutto a Fabio Curto, che è giovane, e noi cerchiamo nella nostra associazione di mandare avanti i giovani che sono il futuro, e speriamo anche però di riuscire a garantire un futuro a chi lavora in settori difficili come la zootecnia e la zootecnia da latte. Oggi si cerca di fare un punto della situazione. Magari siamo tardi, perché fra poco, il 31 marzo, finisce il regime delle quote latte, e non so se sia stato un bene o un male. La mia unica preoccupazione è che l'Italia negli ultimi 10-15 anni, ho visto che stiamo abbandonando dei settori. Abbiamo abbandonato il settore dello zucchero, lo abbiamo smantellato, eravamo eccedentari di zucchero e siamo diventati deficitari. Adesso con il latte non vorrei che un settore importantissimo anche per tutta una serie di prodotti che vengono fatti con latte in Italia dovesse subire la stessa fine. E poi mi domando, qua è un territorio ricco di aziende
che lavorano nel latte, sia privati che cooperative, ma se non abbiamo più latte italiano dove finiremo? Per cui veramente un ringraziamento a Fabio Tutto perché si è dato da fare, un ringraziamento a tutti voi, a chi è intervenuto. Mi fa molto piacere vedere il consigliere regionale Gerolimetto, mi fa piacere vedere l'amico Terenzio Borga, presidente dell'Aprolav, vedo che ci sono tanti amici della CIA, Giuseppe Facchin e tanti altri. Lascerei la parola al dottor giusto, visto che c'è il mio presidente regionale Lorenzo Nicoli, passo la parola a Lorenzo che non sa tutto. Grazie. Grazie Lodovico, buongiorno a tutti, complimenti a Fabio per questa importante iniziativa che cade quanto mai a fagiolo, come si dice, in questo momento di grande cambiamento per un settore così importante per la nostra agricoltura. Diceva bene l'amico Lodovico che l'Italia in questi anni si sta indebolendo la propria agricoltura, la sta quasi smantellando, ci sono interi settori che stanno scomparendo. Ha ricordato benissimo lo zucchero, ha ricordato benissimo il latte, ma ricordo anche la zootecnia da carne e il mondo dei cereali, la produzione di cereali in grande difficoltà, quindi ci siamo spesso accullati su dei dati che erano dei dati da interpretare forse un po' meglio, quelli degli ultimi anni, dove si registrava un'agricoltura che era in controtendenza rispetto a tutti gli altri settori, era quasi sulla bocca di tutti e forse non ci si rendeva ben conto cosa nascondevano quei dati. Quei dati dicevano anche che il valore del lavoro in agricoltura era il più basso rispetto al valore prodotto negli altri paesi delle agricolture a noi comparabili. C'erano interi settori che avevano i presupposti per entrare in una crisi, così come sono entrati in questi giorni. Quindi sono state fatte delle analisi sbagliate che hanno portato a dei provvedimenti sbagliati. Oggi noi proviamo a fare un'analisi di quella che è la situazione del latte, fermo restando che c'è un sistema Italia, un sistema agricolo italiano da modificare, da cambiare, deve cambiare i propri paradigmi, deve cambiare il proprio approccio ai problemi per trovare delle soluzioni più concrete. Abbiamo perso degli anni con delle soluzioni e delle sigle, con delle trovate demagogiche che hanno prodotto le debolezze di cui oggi stiamo pagando. Quindi complimenti a Confagricoltura Treviso, complimenti a Fabio che ha organizzato questo evento, buon lavoro a tutti e grazie per essere qui presenti. Devo dire che questo invito è nato già l'anno scorso, perché quando praticamente a Cremona avevamo iniziato già a dibattere su cosa stava succedendo nel settore lattiero caseario, c'era già il sottosegretario Castiglione che arriverà più tardi, si era capito che la situazione era grave e sarebbe peggiorata, per cui diciamo, noi siamo riusciti a fare questi incontri in una situazione un po' molto difficile. Mi scuso probabilmente perché nella settimana scorsa abbiamo già fatto 2 incontri in Veneto insieme con Aprola, magari alcune cose che dirò oggi verranno ripetute, però ci sono anche degli approfondimenti in più. Io mi presento, sono Alberto Menghi, lavoro per il Centro Ricerca e Produzione Animali, per cui sono un ricercatore del settore del lattiero caseario, un economista, non rappresento nessuna parte politica, nessuna associazione sindacale, nessuna industria, per cui diciamo, quello che vi espongo si basa solamente su attività di ricerca, di numeri che possono essere ovviamente condivisi, non condivisi, si può discutere, per cui se avete delle domande discutiamone, approfondiamo, c'è massima disponibilità come sempre facciamo in questi incontri. Immagino. Prego. Bene, quindi allora la scaletta di oggi degli argomenti che ho messo insieme forse sono un po' tanti, per alcuni argomenti andrò molto veloce, per altri invece cercherò di soffermarmi, anche perché avete visto che nell'ultima settimana stranamente i giornali, le televisioni si sono occupati del settore lattiero caseario, quindi sono state dette molte cose su cui vorrei fare anche un approfondimento. Gli argomenti comunque sono il prezzo del latte in Europa e in Italia, le prospettive, poi andremo a vedere la catena del valore
che poi il discorso dell'origine del latte, si parla tantissimo di origine del latte italiano, ok, andiamo a vedere di cosa si tratta. Poi un argomento che non dovreste mai lasciare fuori dalla porta, che sono i costi di produzione, lì andremo un po' più veloci, e poi parleremo invece delle prospettive del post quote latte, cioè quali sono i dati che ci sono al momento per capire cosa succederà a partire appunto da aprile, quando ci sarà l'abolizione delle quote latte. Allora, ripartiamo, diciamo, dal discorso prezzo del latte. Io mi alzo così vi indico un po' di informazioni e ripartiamo dal fatto che il 2013 è stato sicuramente l'anno record per il prezzo del latte in Europa, e vedete questa linea viola che va su e arriva fino a 40,60 €, un prezzo che in Europa i nostri amici olandesi, tedeschi si sono sognati per decenni ed era arrivato il 2013, però poi vedete che inizia il 2014. Il 2014 è la linea blu, una linea blu che va via via scendendo. Quando abbiamo fatto l'incontro ad ottobre a Cremona, noi praticamente eravamo già qui, settembre-ottobre, eravamo a questo livello e siamo arrivati adesso a 34, proprio venerdì mi è arrivata l'ultima proiezione di questo prezzo, siamo già a 33, quindi la situazione è ancora in calo. Niente di nuovo, però questo prezzo era in crescita già da un paio d'anni, per cui aveva stimolato in tutta Europa una crescita della produzione del latte. Questa è l'ultima, anche questa è abbastanza aggiornata, vedete a novembre 2014 le produzioni di latte quanto sono cresciute in tutti i paesi europei. Vedete che l'Italia qui mette, ricordate che qua si parla gennaio-novembre, mette un 4,7% in più, e questo è un dato grave, nel senso che sapete che siamo ancora in regime quote latte e quindi ci sono grosse perplessità, anche questo bisognerà chiederlo magari ai rappresentanti, che livello di sforamento di quote ci potrebbe essere, e chi supera il 6% della produzione, diciamo, rispetto alle quote potrebbe pagare delle multe salate. Vedete che tutte le regioni del nord hanno prodotto una buona quantità di latte nell'ultimo anno, addirittura con un punte del 6% in Piemonte, che ha fatto proprio il botto, perché anche loro avevano visto un prezzo del latte che non vedevano da un po' di anni. Quindi questa qui è un po' la situazione della produttiva del settore lattiero-caseario in Europa e in Italia, però andiamo a vedere anche, perché aumentare la produzione, ok, è un problema, c'è troppo latte, però dove nel mondo c'è questo eccesso di produzione? Se noi andiamo a vedere rispetto a quando si produce e a quando si consuma, vedete che in realtà ci sono tantissime zone rosse in tutto il mondo, e tutte le zone rosse sono zone in cui ancora c'è un deficit di latte, per cui quando vi si racconta che in effetti il latte può essere un prodotto che ha un futuro, perché comunque il mondo è deficitario di latte, non si riesce, non tutti arrivano a consumarlo, vedete che in effetti ci sono grandissime zone in deficit. Però purtroppo noi ci troviamo in una zona che è questa qua, l'Unione Europea 28, dove noi siamo in eccesso, surplus di latte, ma non è che ci siamo dall'anno scorso, ci siamo sempre stati in surplus di latte rispetto all'Unione Europea, non riesce a consumare tutto quello che produce, per cui quando c'è questo eccesso di latte, e si parla di praticamente 13 milioni di tonnellate di latte in più rispetto a quello che consumiamo, queste 13 milioni di tonnellate devono essere esportate. Però noi dipendiamo rispetto agli esportatori, dipendiamo dagli Stati Uniti e soprattutto dalla Nuova Zelanda. Vedete questa bolla verde che si trova in Nuova Zelanda. L'Unione Europea, 28 paesi insieme fanno un surplus di latte di 13 milioni di tonnellate, la Nuova Zelanda da sola fa 20 milioni di tonnellate di surplus, quindi sono loro che pompano latte sul mercato mondiale e raggiungono tutti i mercati che possono raggiungere, soprattutto con latte in polvere, eccetera eccetera, e quindi sono loro, diciamo, che fanno il mercato del latte nel mondo. Vedete che in totale nell'Unione Europea si producono 140 milioni di tonnellate, la Francia ne produce il 17%, la Germania ne produce il 20%, l'Italia siamo al 7,5%, per cui l'Italia in questa bolla di surplus è a 13,3%. Ricordiamo anche un'altra cosa importante, che l'Italia è un importatore netto, per cui noi siamo in una bolla di surplus, però siamo deficitari, quindi qui siamo nell'assurdo totale del sistema italiano delle quote latte che ha creato questa situazione in cui appunto c'è questa bolla di produzione europea e noi siamo deficitari, quindi continuiamo a importare latte dai paesi vicini.
quindi niente di nuovo sotto il sole, e questa quantità di latte in surplus avete visto che è aumentata, perché tutti i paesi l'ultimo anno hanno prodotto 4, 5, 6% in più, per cui c'è un eccesso di latte in crescita. Quando c'è latte in crescita, le industrie lattiero-casearie europee, perché diciamo, l'Italia non produce molto latte in polvere, però dedicano molto latte alla polverizzazione, quindi latte in polvere scremato intero, e quindi nell'ultimo anno 20-25% in più di latte in polvere. Latte in polvere che va ad accumularsi nei magazzini europei, e quello è l'indice che ci fa capire quando c'è tanto latte in polvere nei magazzini europei, ovviamente c'è eccesso di latte e i prezzi non possono che andare a picco. Questa è una serie storica che parte dal 96, ma vedete dal 2001, 2002, dal 2002 al 2006, questa montagna bianca è il latte in polvere che viene accumulato in Europa. Quindi quando c'è troppo latte, i magazzini europei si riempiono di latte in polvere, il mercato mondiale tira, il latte in polvere diminuisce, sparisce, non abbiamo più latte in polvere nei magazzini europei, il prezzo del latte si impenna nel 2007 fino al 2009, 2009 il prezzo è stato alto, quindi la produzione aumentava e ricominciano le montagne di latte in polvere, che arrivano fino a 250.000 tonnellate di latte in polvere. 2013 il mercato mondiale aveva cominciato a tirare ancora, aveva smaltito tutti gli eccessi, il prezzo del latte cresce fino al 2013-2014, adesso siamo esattamente in questa fase qui. Riniziano le scorte di latte in polvere, iniziamo ad avere un eccesso di latte, avete visto 13 milioni di tonnellate in più, non sappiamo a chi vendere, dove venderlo, i magazzini di latte in polvere si stanno riempiendo, e quindi siamo probabilmente adesso nel punto più basso, quindi il punto di crisi del prezzo più basso, speriamo, però insomma i presupposti rispetto a quello che è successo al passato dovremmo essere in questa situazione di minimo del prezzo. Se noi andiamo a vedere appunto il prezzo del latte sul mercato mondiale, che è questa riga blu, rispetto al prezzo del latte in Lombardia, che è la riga rossa, vedete che i prezzi, anche se hanno delle variazioni, delle oscillazioni diverse, anche perché questi sono in euro e gli altri sono in dollari, nell'ultimo anno, 2014, prezzo del latte a picco a livello mondiale, prezzo del latte a picco in Italia. Quel prezzo del latte lì viene fatto dalla contrattazione tra i produttori latte lombardi con Lactalis, che ormai è diventato il referente per la fissazione del prezzo del latte a livello italiano, e non è un'industria italiana, è un'industria, come sapete, un'industria francese, che quindi fissa oramai il prezzo del latte. Una cosa che vorrei far vedere, che è un elemento che è venuto fuori in questi dibattiti che si sono visti in televisione nelle ultime settimane, è che si è detto oh, le quote latte spariscono, come faremo senza le quote latte? In realtà le quote latte c'erano qui, quando il prezzo del latte è andato giù nel 2009, le quote latte c'erano qui, a cavallo 2012, e le quote latte ci sono anche nel 2014, per cui queste sono la dimostrazione che le quote latte non riescono a sostenere il prezzo del latte, e questa è la dimostrazione pratica per cui l'Unione Europea ha deciso di abolire questo sistema. Il sistema non funzionava, non riusciva a garantire il prezzo ai produttori, e quindi è stato smantellato. Vabbè, il passaggio è stato graduale, ci sono stati degli aumenti e così via, però insomma è la dimostrazione che uscendo dal sistema delle quote latte non dovrebbero essere stravolgimenti, perché un prezzo così basso, se c'è con le quote latte, ci sarà anche senza le quote latte. E quindi qui ho messo questo punto interrogativo: se il prezzo del latte scende del 40-50% in un anno con un sistema delle quote latte in atto, che motivo ha avere questo sistema delle quote? Se andiamo a trasferire, perché ovviamente voi dite ah, ma noi non facciamo, molti dicono noi non facciamo latte, facciamo prodotti DOP. È vero, facciamo prodotti DOP, due grandi prodotti DOP sono il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano. Vedete che l'andamento del prezzo di questi due prodotti è assolutamente parallelo, cioè l'uno e l'altro vanno di pari passo. Anche qua andiamo a vedere l'ultimo anno, il 2014, quindi siamo già qui in zona 2015. La scala ovviamente è quella del prezzo a chilo di formaggio, quindi è più piatto, però lo stesso abbiamo avuto dei prezzi che sono andati da 11 euro per il formaggio parmigiano reggiano fino a 7,5 euro,
Quindi questi prodotti hanno seguito un po' l'andamento del prezzo anche di tutte le commodities lattiero-caseari, per cui anche dei prodotti così forti, così riconosciuti, così caratterizzati, in realtà non riescono a svincolarsi, non sono riusciti a svincolarsi dal mercato mondiale. Quindi il prezzo del latte calava per tutte le commodities e calava anche per il grana padano e il parmigiano reggiano. Qui si crea un altro punto interrogativo, che è quello della programmazione produttiva, perché come sapete per il parmigiano reggiano si è speso molto, si è cercato molto di fare una programmazione produttiva, quindi di mantenere soprattutto intorno ai 3 milioni di forme la quantità prodotta, pensando che questa limitando la produzione del prodotto DOP si possa tenere sul prezzo, una programmazione produttiva che comunque era in atto in questi periodi qua, e adesso 2 settimane fa è stata bocciata dai produttori latte dell'Emilia Romagna per il prodotto parmigiano reggiano, ma comunque anche in questo caso una limitazione della produzione in un mercato così competitivo, dove abbiamo tantissimi prodotti che sostituiscono sia il grana padano ma anche tanti similgrana, non può, diciamo, tra virgolette, avere un successo. Quindi tutti questi messaggi che tendono a puntare su una riduzione di produzione, programmazione produttiva, limitazioni, vincoli, ostacoli a chi produce, alla fine non possono essere ripagati da un aumento del prezzo, da un contenimento del prezzo, perché siamo in un mercato totalmente libero, un mercato totalmente mondiale, e quindi questi meccanismi per prodotti così piccoli non funzionano. Questo ovviamente è il mio punto di vista. Ci sono tanti punti di vista molto diversi che sono tutti rispettabili, e infatti io vi scrivo qua, questi grafici vi dimostrano che il prezzo italiano del latte è in balia del prezzo mondiale, e se non riconosciamo che questi prezzi dei prodotti DOP, dei formaggi DOP, sono collegati al mercato mondiale, non potremo mai mettere in atto dei meccanismi che possano avere un effetto per migliorare il reddito degli allevatori, perché se noi abbiamo una convinzione e facciamo una strategia che è fatta su una convinzione sbagliata, poi i risultati non arrivano. Infatti purtroppo i risultati sul prezzo del latte non arrivano. Allora, comunque, andando a vedere la variazione dei prezzi degli ultimi anni, andiamo a vedere che il prezzo del latte ha oscillato in dollari tra i 20 e i 56 dollari negli ultimi anni, per cui per i prossimi anni, in una situazione che rimane come questa, ci si può aspettare una variazione dei prezzi tra i 30 e i 45 euro a quintale, per cui chi produce latte dovrebbe entrare in una mentalità che in una situazione come quella di oggi il prezzo del latte potrà oscillare intorno a questi due limiti, però non vi aspettate, probabilmente potrebbero essere dei picchi più alti, a volte anche dei picchi più bassi, però dovreste stare insomma intorno a questo range, che non è certo entusiasmante. Chi produce parmigiano reggiano dovrebbe avere delle oscillazioni tra i 45 e i 60 euro a quintale di latte, e quindi in una situazione a 45 come stiamo arrivando adesso per il parmigiano reggiano, i produttori sono veramente in grossa sofferenza. Ecco, questa qui è la previsione che è stata fatta dalla Commissione Europea, in cui ci dice che la previsione del prezzo del latte, che è questa linea blu qua in mezzo, secondo loro oscillerà intorno ai 35 euro, quindi un po' molto simile a quello che avevo detto io, e che oscillerà tra i 30 e anche qui i 40 euro a quintale nei prossimi anni, in dipendenza di tante variabili che non è facile prevedere. I due elementi interessanti che si incrociano con il prezzo del latte sono i tassi di cambio. Avete visto che l'euro si è svalutato nei confronti del dollaro, e questo dovrebbe facilitare le esportazioni. E un altro elemento interessante invece è l'andamento del prezzo del petrolio, che vedete, mettendolo in relazione con il prezzo dei formaggi, il prezzo del petrolio, che appunto è questa linea blu, è molto in linea con il prezzo dei formaggi, e vedete che anche nell'ultimo anno il prezzo del petrolio, che era a 100 dollari al barile, è arrivato a 50 dollari al barile adesso, e segue un po' di pari passo gli andamenti anche del crollo dei prodotti alimentari, quindi in questo caso il latte, i formaggi, ma anche altri prodotti alimentari come cereali, eccetera eccetera. Per cui vedete che c'è questo collegamento, perché ovviamente qualsiasi prodotto alimentare si basa come energia sul petrolio,
Quindi il fatto che il petrolio diminuisca il suo valore viene collegato a tutti i prodotti alimentari. Quindi un indicatore che potrebbe farci capire quando il prezzo del latte potrebbe cominciare a tornare su potrebbe essere quello proprio del prezzo del petrolio. Ancora siamo a livelli molto bassi, intorno ai $50 al barile. Probabilmente quando ci potrà essere un'impennata questo potrebbe tirar su anche le quotazioni del prezzo del latte. Queste sono un po' delle considerazioni, diciamo così, non validate scientificamente, però diciamo, rispetto a quello che è successo al passato sono molto probabili. Ecco, vedete che le previsioni, queste sono le previsioni sull'andamento del prezzo del petrolio fatte dai maggiori istituti mondiali. Vedete che tutti prevedono che il prezzo del petrolio torni su dopo il 2015, però nessuno aveva previsto che il prezzo del petrolio sarebbe andato a $50 al barile. Quindi tutti pensavano che sarebbero rimasti intorno ai 90, eccetera. Per cui ci sono una serie di variabili che su questi prezzi non sono facili da verificare. Allora, andiamo a vedere un altro elemento invece che è importante, che noi abbiamo parlato di prezzo, sapete benissimo qual è il prezzo del latte che prendete voi come allevatori, quindi si parla di 35, 36, eccetera, eccetera. Però se voi andate a vedere appunto la ripartizione del valore dei lattiero caseari al consumo, vedete che al consumo i consumatori pagano 27 milioni di euro per i prodotti lattiero caseari, ai produttori ne arrivano solamente un 19%, quindi sicuramente c'è una grossa fetta del valore del prodotto finito che non arriva all'allevatore e su cui si potrebbe lavorare per recuperare il valore. Vedete che la spesa delle famiglie sui prodotti alimentari sul totale, cioè se io guadagno 1.000 euro per i prodotti alimentari ne spendo solamente il 15-20%, quindi spendo 150-200 euro, questa è la media ovviamente italiana, in altri paesi si spende anche di meno, per cui di sicuro c'è nonostante che si parli di crisi, non crisi, per quello che si spende per i prodotti lattiero-caseari si spende circa l'1% per i formaggi e 0,7% per il latte, per cui quando si parla di crisi della spesa della famiglia faccio fatica a vedere che appunto la grossa crisi si faccia su prodotti lattiero-caseari che sono prodotti di base, quando poi vedete che i tagli su telefonini, su date, insomma, così invece sono molto più difficili. Quindi per quello appunto che sono queste informazioni numeriche, sicuramente diciamo che il prezzo sul mercato mondiale, avete visto, è un prezzo che va su e giù in base a domanda e offerta, in base a una serie di variabili, per cui direi che si riesce a far poco per recuperare un valore rispetto a un prezzo che ha delle dinamiche molto forti. Quello che si può fare invece a livello nazionale è andare a vedere cosa succede al nostro valore del prodotto su tutta la filiera e andare a recuperare i margini lungo la filiera a livello nazionale, e questo non viene fatto per il semplice fatto che i produttori sono fortemente disgregati, non hanno un potere contrattuale, per cui solamente facendo delle forme aggregative, delle OP, delle interprofessioni che quindi seguono il prodotto lungo la filiera si riesce a recuperare un po' di valore che altrimenti rimane solamente a livello di mercato. Questa aggregazione dei produttori come dovrebbe essere fatta? Questa era venuta fuori da una indagine che avevamo fatto qualche anno fa, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, è quella di creare delle interprofessioni rispetto, prima cosa, ai prodotti DOP che già sono una struttura abbastanza definita, quindi sappiamo la quantità, il numero di allevatori e così via, quindi ci vorrebbe un'interprofessione per ciascuna dei prodotti DOP esistente e poi un'altra interprofessione per il latte non DOP. Il latte non DOP è circa la metà del latte nazionale, e quindi questo poteva essere un po' lo schema su cui però non si è lavorato, non si sta lavorando, per cui le forme aggregative dei produttori di latte ancora in Italia sono abbastanza minime e non riescono a incidere sul settore e sul valore del prezzo del latte. Allora, questo è un capitolo appunto che ho aggiunto proprio recentemente, proprio sulla base di tutte le informazioni mediatiche che sono arrivate la settimana scorsa, perché come vedete moltissimi puntano al discorso dell'indicazione di origine del latte. Dobbiamo scrivere latte italiano, dobbiamo scrivere formaggio italiano, dobbiamo scrivere, a parte che per molti formaggi già c'è scritto, perché se prendi un parmigiano reggiano, un cane padano, deve essere fatto con latte italiano. Però vi volevo dire come
che a volte bisogna stare attenti a imboccare una direzione così senza andare a vedere i numeri che ci sono dietro. E i numeri che ci sono dietro l'Unione Europea, la Commissione Europea li ha già valutati. Perché? Perché ha già fatto un'indagine molto ampia che viene pubblicata tramite un meccanismo che è Eurobarometro. Questa ha fatto un'indagine su tutti i paesi europei e ci fa vedere, chiedendo ai consumatori: per voi è importante mettere in etichetta l'origine del prodotto? E qui ho messo alcuni paesi, ma in realtà ci sono tutti, e vedete che in effetti l'Italia e la Spagna sono i paesi in cui i consumatori chiedono di più. Sì, vogliamo avere l'indicazione di origine del latte sulla confezione, ok? Quindi questo qui era da attendersi e atteso. Per esempio in Olanda solamente il 64% dice sì, voglio l'indicazione di origine del prodotto in etichetta, però non è così importante. Però ecco, c'è il passaggio successivo che tutti dimenticano quando parlano di questo elemento qua. Chiediamo ai consumatori quanto siete disposti a pagare in più per avere l'indicazione di origine del prezzo del latte in etichetta. E questo è stato già fatto, le ricerche sono state già fatte, bisogna solo andare a leggere. E ve la faccio vedere, è questa. Ok? La Spagna e l'Italia sono quelli dove i consumatori non vogliono pagare per avere l'indicazione di origine sull'etichetta. Quindi il discorso qual è? Il consumatore ovviamente vorrebbe avere qualcosa di più, perché il consumatore più gli dai e più il consumatore prende. Però lo vuole a costo zero, nel senso che io voglio questa cosa in più, però non pago una lira in più. E vedete che solamente il 41% sarebbe disposto a pagare l'1-2% in più del prezzo dei lattieri caseari per avere l'indicazione di origine, contro per esempio la Germania dove addirittura il 65% dei consumatori. Quindi c'è anche una differenza tra paese e paese. Quindi stiamo attenti a mettere dei costi aggiuntivi, perché poi quando i consumatori vogliono le informazioni le vogliono gratis, no? Non vogliono spendere in più, però i produttori saranno chiamati a fare una serie di attività burocratiche per fare questa origine del latte, che sarà uguale in Italia, sarà uguale in Germania, sarà uguale dappertutto. Per cui si creerà un costo aggiuntivo per i produttori che dovranno fare qualcosa di più per indicare l'origine del latte, che però potrebbe non dare nessun beneficio economico, perché poi il consumatore non vuole aumenti di prezzo, perché ovviamente in crisi non gli possiamo aumentare niente come prezzo del latte, per cui bisogna stare molto molto attenti a trovare questa come soluzione principale per avere un beneficio sul prezzo che probabilmente potrebbe non arrivare e invece potrebbe crearvi una burocrazia aggiuntiva. Quindi insomma, non dico che questo è sbagliato, però vanno valutate con delle ricerche e dei dati che ci sono. L'Unione Europea, quando dei paesi richiedono questo tipo di elementi, cioè di indicare la tracciabilità, l'Unione Europea è molto sensibile, ha già fatto degli studi, uno studio di questi abbiamo anche partecipato noi come CRPA, non è stato ancora pubblicato, verrà pubblicato presto, ma i risultati sono molto simili a questi. Ok, PAC latte, un altro discorso, anche qui bisogna aumentare la PAC del latte, bisogna cercare di avere più contributi. Secondo i nostri dati, molti dei contributi disaccoppiati, quindi la PAC latte che arrivava ai 3 centesimi, in realtà venivano scontati dal prezzo del latte, per cui quando andate a fare la contrattazione del prezzo del latte con qualsiasi industriale, con l'Actalis si siede al tavolo e dice: bravo allevatore, tu parti già da 3 centesimi perché ti dà la Comunità Europea, quindi quello che ti posso mettere io per arrivare a coprire i tuoi costi di produzione facciamo 30 centesimi, va bene? Ok. E quindi poi già è scontato, per cui sicuramente bisogna stare attenti anche qua a chiedere soldi che poi magari non finiscono le tasche degli allevatori. Sicuramente meglio i fondi del PSR, perché lì ci sono dei progetti, ci sono delle cose, sono abbastanza più okay. Adesso vado rapidamente in un altro argomento molto importante, che è quello del costo di produzione, il costo di produzione del latte. Non mi soffermo su questo studio che facciamo ormai da 10 anni con Aprolab. È uno studio sull'analisi singole aziende, azienda per azienda, con un dettaglio eccezionale del costo di produzione. Purtroppo ho visto che questo lavoro che è stato fatto con un investimento da parte di Aprolab non è stato mai valorizzato nella Regione Veneto, purtroppo devo dire, cioè non è stato mai dato un input per allargare il campione, per fare una cosa rappresentativa che potesse servire agli allevatori. Noi ovviamente continuiamo a dare supporto a Aprolab, però vediamo che ci sono una serie di informazioni che gli allevatori vorrebbero ma non vengono poi veicolate. L'analisi che avevamo fatto, questa ovviamente ferma al 2013,
ci fa vedere che i costi diretti per produrre latte erano 34 euro a quintale per mangimi veterinari e così via. Qui vado molto veloce, ma se assommiamo tutti gli altri costi di produzione arriviamo addirittura a 58 euro a quintale. Quindi quello che ci dobbiamo mettere in mente è che un prezzo del latte sostenibile per far andare avanti il settore lattiero-caseario deve puntare a questo livello qua, cioè non si può accontentare né di 40, né di 41, né di 42, perché altrimenti le stalle continueranno a chiudere e non c'è nessuna possibilità di cambiare questo tipo di parametri, perché quest'anno probabilmente si abbasserà un po' il costo di produzione, arriveremo a 56-55, però siamo ancora troppo lontani dal prezzo del latte sufficiente, necessario e sufficiente per coprire il costo di produzione. Non mi soffermo su questo discorso. Il 2013 era un anno tra virgolette buono, in cui si arrivava tra tutti i ricavi totali a 55,70, però penso che nel 2014 la situazione sarà molto diversa. Un punto di pareggio minimo che avevamo calcolato con questo campione di aziende: se il prezzo del latte va sotto i 39,50, quindi se scende sotto i 40, l'azienda fallisce, quindi diciamo, questo qua deve essere il valore minimo. Può andare avanti intaccando le riserve, risparmi, la terra, avendo altri redditi, però questo qui è un po' il limite minimo delle nostre aziende italiane. Questa è la serie storica che appunto è il lavoro che facciamo, che fa Aprolat. In realtà noi facciamo solamente un supporto tra virgolette didattico e forniamo il software per questo calcolo, e questa qui è la serie storica, e vedete che il prezzo del latte è stato praticamente sempre al di sotto del costo di produzione, per cui questo dimostra lo scarso potere contrattuale del settore agricolo nei confronti dell'industria, perché quando il prezzo del latte è sotto il costo di produzione significa che non c'è il potere contrattuale per chiedere il giusto valore a quello che viene prodotto. Ok, questa analisi l'abbiamo fatta anche in altre regioni e i risultati non sono troppo diversi. Abbiamo avuto circa 55 euro a quintale, e anche qui in molte aziende, cioè in tutte le aziende, non si scende sotto i 40 euro per avere un minimo di pareggio. Per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari, i nostri DOP, dico sempre, sono delle Ferrari che vengono vendute ai prezzi delle mozzarelle, quindi non riusciamo ad avere la valorizzazione dei prodotti DOP come meriterebbero. Sappiamo tutti che sono delle Ferrari, delle BMW, di tutte quelle macchine che volete, però mentre la Ferrari la vendono a X e una Fiat la vendono a Y, qua la Ferrari la vendiamo a X e è uguale alla mozzarella, quindi c'è qualcosa appunto nella commercializzazione che non torna. Allora andiamo a vedere anche qui altri dati e poi chiudo, ovviamente, perché questo qua serve solamente a dare delle informazioni di carattere generale sui dati che abbiamo raccolto. Le previsioni del post quote latte in Veneto e in Europa. Questo lavoro qui l'abbiamo fatto in collaborazione col Consorzio Provinciale Zootecnico di Vicenza l'anno scorso, e facemmo una bella indagine su un bel numero di stalle, che erano 950 stalle, e ben 305 ci hanno risposto. Vi faccio vedere i risultati. Considerate che l'abbiamo fatto 2012-2013, quindi quando la situazione non era poi così drammatica come oggi, per cui abbiamo visto che chiedendo a quante aziende avrebbero voluto continuare l'attività, circa il 37% ci hanno detto che avrebbero aumentato la produzione di latte, quindi qua si parla del distretto vicentino e qualche zona limitrofa, però penso che sia abbastanza anche rappresentativo per altre zone del Veneto. Il 30% ci diceva che avrebbe mantenuto lo stesso numero di vacche, e poi un 26% avrebbe smesso di produrre. Quindi abbiamo circa un quarto delle stalle che questo qua nei prossimi 7 anni, quindi al 2020, avrebbero smesso di produrre latte, quindi una stalla su 4, ed è un po' abbastanza corrispondente alla realtà. Probabilmente questo fenomeno verrà accelerato perché la situazione appunto è molto critica. Ovviamente quelli che smettono sono le stalle più piccole, ma questo è una cosa abbastanza naturale. Perché smettono? Ecco, molti smettono perché vanno in pensione, non hanno successori, non hanno fatto investimenti per aumentare le dimensioni della stalla. Un'altra cosa importante è troppa burocrazia, molti non ne possono più della burocrazia eccessiva, e vedete, produrre latte non da reddito era solamente al terzo posto. Probabilmente se lo rifacciamo oggi vedremo che produrre latte non da reddito sarebbe un po' più alto e le altre cose sarebbero un po' più sotto. Ovviamente di solito crescono di più le aziende più grandi e le aziende in pianura. Abbiamo fatto un calcolo di quanto potrebbe aumentare la produzione di latte in Veneto, facendo il calcolo tra quelli che aumentano e quelli che smettono, e di quante vacche aumentano e di quante vacche smettono.
abbiamo visto che il numero di animali sarebbe aumenterebbe nei prossimi 7 anni di l'8,5%. Considerando che gli animali che verranno messi in pista saranno più produttivi, probabilmente potremmo avere un 10% in più. E vedete che un po' questi dati corrispondono al fatto che comunque l'anno scorso, se solo in Veneto, abbiamo avuto un più 3 qualcosa di produzione, e quindi c'è sempre questo punto interrogativo: ma perché, se il prezzo del latte è così basso, il latte continua a crescere? Per 2 motivi: perché se il prezzo del latte è su, uno produce per avere maggiori ricavi; se il prezzo del latte è giù, deve produrre di più per abbassare i costi. Per cui ci sono 2 dinamiche del mondo produttivo lattiero-caseario che sono interconnesse, che spingono la produzione di latte sempre in avanti. Ecco, poi andiamo invece ad allargare la situazione. Questa qui è una situazione, abbiamo visto Veneto, Vicenza e distretti limitrofi. Andiamo a vedere invece quali sono le previsioni di crescita. Questo qui è uno studio fatto da Fonterra, che è una grossa cooperativa neozelandese. Quali sono le previsioni di crescita dei nostri colleghi europei, che però non vorrei chiamare colleghi europei, perché potrebbero essere delle regioni vicine. Cioè voi dovete considerare la Germania come se fosse l'Emilia Romagna, cioè non ci sono barriere fisiche all'importazione e esportazione di latte. L'unica barriera è la distanza, per cui se dovete importare latte dalla Germania, quello che avrete come prezzo sarà il prezzo italiano più i costi di trasporto. Quindi dobbiamo un po' abbandonare queste idee regionali del latte, sia italiane ma anche a livello europeo. Il latte europeo è tutto uguale. Lo so che è una cosa che un po' dà un po' fastidio. Queste sono le percentuali di previsioni di crescita della produzione di latte in alcuni paesi europei. Vedete che tutti prevedono di crescere, non c'è un paese, ad eccezione insomma la Francia, che sta cercando di tirare un po' il freno a mano e probabilmente si farà una capriola su se stessa nei prossimi anni, però invece tutti gli altri paesi, vedete, che tendono a crescere con forti produzioni di latte. Alcuni lo stanno facendo con una progettualità molto forte, come l'Olanda, come l'Irlanda, cioè proprio pensando che il latte sarà uno dei prodotti che darà ricchezza al paese nei prossimi anni, mentre noi siamo spaventati: oddio, aumenta la produzione di latte, per noi sarà un problema. Invece loro pensano che aumentare la produzione di latte sarà un'opportunità per il paese, per la redditività, eccetera, eccetera. Andando a vedere dove verrà prodotto più latte nei prossimi anni, sarà in questa zona qua, che è quella dove c'è un po' più vocazione per produrre latte, perché c'è una buona, come si dice, precipitazioni, pascoli, eccetera, eccetera, e quindi si prevede che la produzione di latte aumenterà in quella zona lì, quantificando in milioni di tonnellate, circa 10 milioni di tonnellate nei prossimi anni. 10 milioni di tonnellate sono la produzione italiana, quindi diciamo che l'Europa è già in surplus di 13 milioni di tonnellate. Nei prossimi anni se ne produrranno altre 10, quindi diciamo che a questo gioco della produzione di latte c'è qualcuno che è di troppo, quindi capite che purtroppo non vorrei che ad essere di troppo saranno proprio i paesi del sud dell'Europa, che hanno, tra virgolette, hanno più problemi di costi di produzione, e quindi queste milioni di tonnellate di latte probabilmente nel futuro avranno come sbocco principale i paesi deficitari europei, e quando il mercato tira lo saranno anche i paesi extraeuropei. Quindi magari speriamo che la Russia si rimetta in pista e togliamo l'embargo contro la Russia, e quindi riusciamo a riesportare in Russia, in Algeria, in altri paesi importanti, e quindi questo potrebbe permettere un po' di attutire il colpo. Comunque c'è questo, tra virgolette, rischio, cioè che ci sia un aumento della produzione di latte, un eccesso di latte in Europa con la fine delle quote latte, e quindi quello che facciamo noi in Italia deve essere gestito in modo più organico. Ecco, quindi io vi ho dato una serie di dati che in parte sapevate, in parte probabilmente no, quindi alcune considerazioni conclusive. Come al solito dite: ah, ma vi ha detto tante informazioni, ma poi in realtà cosa bisogna fare? Io non vi dico cosa bisogna fare, perché ovviamente non è il mio ruolo, però dagli studi che abbiamo fatto, quali sono gli elementi che potrebbero dare dei benefici al settore lattiero-caseario. Come vi dicevo, la cosa più importante è sicuramente quella di recuperare il valore lungo la filiera, cioè i consumatori italiani spendono per i prodotti lattiero-caseari, se spendono 100 a voi arriva il 20%,
credo che ci siano i margini per arrivare al 25, al 30, insomma ci potrebbe essere un buon margine, ma questo si riesce a fare solamente se ci sono delle organizzazioni di produttori forti che riescono a creare, diciamo, anche a dare delle informazioni ai consumatori che siano più rispondenti alla realtà rispetto a quelle che invece abbiamo visto nelle ultime settimane. Ecco, e l'obiettivo quale deve essere? L'obiettivo deve essere arrivare a un prezzo del latte che deve essere di almeno di 50-55 euro a quintale, perché se non si ha un obiettivo, cioè se non si fissano gli obiettivi, qual è l'obiettivo domani? Il vostro obiettivo qual è? Andare a mungere e consegnare il latte? Non basta, mungere, consegnare il latte e avere un prezzo del latte remunerativo, perché altrimenti c'è qualcosa che qualche pezzo è male. L'innovazione tecnologica, abbiamo visto da studi fatti che, come del resto se molti di voi vanno in giro per l'Europa, avete visto che l'Europa per essere competitiva deve purtroppo, devo dire purtroppo, puntare sull'innovazione tecnologica. Questo può dare dei benefici al sistema economico aziendale, purtroppo si perderanno moltissimi posti di lavoro, non è certo l'immagine olistica della vacca a pascolo eccetera eccetera con tutti i robot in azienda, però se si vuole andare avanti purtroppo non ci sono tantissime alternative. Uno dei paracadute che potrebbero essere messi in piedi, e questo dal punto di vista legislativo è sul tavolo ma ancora siamo sotto zero, cioè non è stato ancora fatto nulla, è quello relativo agli stabilizzatori di reddito, e anche qua in Europa, in alcuni paesi europei sono già messi in atto, ci sono già, in Italia se ne parla, però se ne parla in alto mare. Come del resto si può parlare anche dei future market, sono dei sistemi di contratti per avere una certa stabilizzazione del prezzo, anche qui diciamo, in Italia non se ne parla, cioè tutto quello che riguarda il mercato, che riguarda il prezzo, la redditività è una cosa che viene lasciata fuori dalla stalla e quindi l'allevatore si trova a prendere un prezzo che gli viene imposto e non riesce a creare nessun incremento di questo. Quindi in pratica pochi passi in avanti sono stati fatti negli ultimi anni e purtroppo queste situazioni cicliche di prezzo che va su e giù continueranno a verificarsi se non facciamo nulla per cercare di andare un po' contro un meccanismo di mercato che è più forte dei produttori latte presi singolarmente e anche regionalmente, vorrei dire, quindi questo è un po' il discorso. Come al solito quando facciamo questi riunioni qualsiasi domanda è benvenuta, non vi fate problemi di chiedere a me, di chiedere a Fabio e anche agli altri intervenuti, perché questi momenti sono i momenti giusti per tirare fuori qualsiasi dubbio sia sui dati presentati ma su proposte di legge e non. Grazie. Grazie mille dei commenti, ero certo che il cappello alla giornata del suo studio e del suo lavoro fosse utilissimo per sviluppare la discussione, per partire da un punto fermo che è quello che ci succede attorno e da lì poi via via proseguire su quella che è la discussione della mattina, su quelli che sono appunto gli interventi anche legislativi e di indirizzo che qualcuno deve darci. Ora passerei la parola all'onorevole Dorfman. Riconosco anche la disponibilità dell'onorevole che conosco, è sempre molto disponibile e sarà anche disponibile a rispondere alle vostre domande. Con lui abbiamo appunto concordato il fatto che ci dia questa analisi del settore europeo, del suo lavoro all'interno della Commissione europea e del Parlamento europeo e di quelle che sono le prospettive e come lui, essendo stato eletto anche nella nostra circoscrizione nord-orientale insieme ad altri, ricordo, onorevoli di questa circoscrizione che lavorano con lui all'interno della Commissione Agricoltura. Lascio spazio a lui e alle domande che poi avremo. Grazie mille. Grazie Fabio, buongiorno a tutti, grazie per questo invito e questa occasione di presentare alcune delle idee che girano in questo momento in Parlamento. Vorrei riprendere un po' dove il dottor Menghi ha finito, dicendo le idee ce ne sono tante, attività concrete poche. E questo è anche un po' diciamo, la situazione di questo momento da noi in Parlamento. Io però vedere alcuni dati, poi alcuni sono molto simili a quelli che avete già visto, quindi sorvolo un po' per poi arrivare un po' al pensiero politico, diciamo, di questo momento per quanto riguarda l'abbandono del sistema delle quote.
vorrei però prima di tutto dire una cosa. Io penso che questo si è vista anche negli ultimi minuti. Noi, anche nel dibattito politico, ho l'impressione che in questo momento mischiamo un po' due cose. Perché una difficoltà congiunturale non è una difficoltà strutturale, sono due cose diverse. Perché la difficoltà congiunturale, cioè di basso prezzo che ci troviamo in questo momento, si trova in un momento dove le quote ci sono, che oggi come oggi le quote ci sono, non sono state abbandonate. Anche nel 2009 le quote c'erano. Quindi la difficoltà attuale non ha o non dovrebbe avere la sua origine nell'abbandono delle quote, ma lo ha in cause del tutto diverse. Però nel dibattito politico di questo momento c'è un miscuglio di tutto e secondo me bisogna tenere ben distinte le due cose. Nel mercato del latte, questo si vola un po' su questi dati perché tanto avete già visto, chiaramente una fetta importantissima per quanto riguarda il latte in Europa sono i formaggi. Produzione, qui voglio far vedere solo una cosa, tutto il resto l'avete già visto. Quello che noi spesso non ci rendiamo conto è la posizione che ha l'Europa con 142 milioni di tonnellate, è il primo produttore, a gran lunga il primo produttore nel mondo. Quelli che seguono sono poi l'India, uno stato che consuma molto per se stesso, per esempio la Nuova Zelanda sta a 20 milioni di tonnellate, quindi produce un settimo dell'Europa. La Cina produce 40 tonnellate, produce un quarto più o meno di noi. Quindi l'Europa è un produttore importante di latte, il leader assoluto a livello mondiale, e qui si vedono anche alcuni dati. Se andate a vedere, anche col sistema delle quote non è che la produzione di latte è rimasta costante negli ultimi anni, siamo passati solo dal 2011 al previsto 2014-2015, abbiamo aumentato di 10 milioni di tonnellate, quindi non è che il sistema delle quote ci ha permesso, diciamo, a contenere la produzione. Questo è dovuto anche al cosiddetto soft landing, cioè all'aumento graduale delle quote che abbiamo avuto dal momento di uscita del sistema delle quote. Però comunque anche altri hanno aumentato, per esempio gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda, 18-22, che sono i competitors più importanti. Come è stato detto prima, è stato nominato anche il nome, chi vende più latte in giro per il mondo è una cooperativa neozelandese, Fonterra, che ormai fissa il prezzo a livello mondiale, soprattutto sui mercati asiatici. Vediamo un po' perché non penso che mi interessa più tanto questi dati, io non volevo arrivare a nada. Questo mi sembra importante perché noi spesso tendiamo a dire vabbè, le quote sono state inutili. Abbiamo vissuto adesso per 30 anni col sistema delle quote. Quando sono state introdotte 30 anni fa si pensava che fosse un sistema per 5 anni, poi siamo andati avanti per 30. A suo tempo però il mondo, almeno il mondo agricolo, anche il resto del mondo, però anche il mondo agricolo era diverso, perché a suo tempo, molto prima di qui, però possiamo portare questi dati più in passato, il prezzo mondiale era più o meno la metà del prezzo europeo. Cioè quando sono state introdotte le quote, il prezzo europeo non era il prezzo mondiale, il prezzo europeo era doppio. E quindi c'è una decisione chiara a livello europeo di dire, ci sono due le possibilità: o ci creiamo un'isola europea decidendo quanto produciamo e quale prezzo vogliamo mantenere, o se no andiamo a livello mondiale, andiamo a competere a livello mondiale. Però questo avrebbe
significato andare a metà del prezzo. E quindi si è deciso 30 anni fa che forse la cosa più utile è contenere la produzione, cercare di creare un mondo, diciamo, europeo in un contesto completamente diverso. Il WTO era tutto un altro livello, i confini europei erano chiusi, era il periodo della guerra fredda, era un mondo diverso, non era il mondo di oggi. Il commercio di allora, l'export dell'Europa non aveva significato, cioè l'Europa faceva un po' gli affari suoi, se si può dire un po', diciamo, in maniera semplificata. Non è più così, perché con l'andare dei tempi oggi più o meno il mercato del latte europeo, cioè il prezzo del latte europeo è il prezzo internazionale. Cioè, se andate a vedere, qui ci siamo, questo è tra l'altro il prezzo di intervento, poi ne parlerò un attimo. Con l'andare del tempo il prezzo europeo, che è questo qui, si è sempre più avvicinato al prezzo mondiale. Oggi siamo più o meno qui. Chi vende oggi per esempio il mercato sul latte cinese, latte sul mercato cinese, quindi neozelandesi o noi, vendono lo stesso prezzo. I sussidi all'export non ci sono più. Le tariffe d'entrata per esempio in Cina per gli europei e per la Nuova Zelanda sono più o meno le stesse. Siamo competitor, vendiamo lo stesso prezzo. Tra l'altro, per quello che faccio, mi piace sempre, anche se qui i prezzi si fermano al 2011, però non è quello che volevo far vedere. Questa linea qui, questa linea è il prezzo di intervento che ha l'Unione Europea, che oggi chiamiamo rete di sicurezza. Cioè, fino al 2004 l'Unione Europea è intervenuta a poco, quando il prezzo del latte scendeva in Europa, a poco meno di 30 centesimi. Oggi siamo a 21 centesimi, 115 euro a tonnellata di latte. E quindi cioè, eravamo vicini, qui nel 2009 effettivamente è stato fatto un intervento pubblico, si è immagazzinato il latte in polvere blu, però per il resto siamo largamente sopra. Dico questo perché stiamo discutendo molto se questo sia senso portare questa linea verso l'alto. Di questo poi farò una piccola riflessione. Vabbè, questo l'avete già visto. Questo solo per vedere che è vero che, come Inge ha detto prima, il mercato europeo è un mercato unico, non c'è limite all'export, non c'è limite all'import, si può vendere tutto quello che si vuole su tutto il mercato unico, però non c'è un prezzo unico del latte in Europa. Cioè, se andiamo a vedere, questi sono i prezzi del latte nei vari stati membri in Europa, nel 2013 e nel 2014, però si vede abbastanza chiaramente che andiamo da un paese forse un po' particolare come Cipro, però se andiamo qui anche verso i paesi, diciamo, che hanno più produzione, anche l'Austria per esempio, la Finlandia, poi l'Italia, che si aggirano su 35 e 40 centesimi, ma andiamo dall'altra parte, la Polonia, poi i paesi baltici, dove siamo a 25. E tra l'altro questi paesi qui ci danno anche molto, ci creano un problema molto alto in questo momento, perché questi paesi esportavano metà della loro produzione in Russia, quindi già con un prezzo molto basso si ritrovano adesso col mercato che avevano sempre davanti alla porta, con questo mercato chiuso, senza mercato su altri, con poco mercato in altri stati membri. Quindi qui in questi paesi, per esempio nella Lettonia, nelle ultime settimane il prezzo è sceso sotto 20 centesimi, quindi siamo largamente sotto il prezzo di intervento e dovremo intervenire. Però qui si vede abbastanza chiaramente che non è, anche se è un mercato unico, non è che siamo davanti a un prezzo del latte unico a livello europeo. Se vuole un po', già visto.
dati, non mi soffermo sui dati perché sono stati esposti da chi mi precedeva in maniera molto più qualificata e scientifica. Beh, su cosa sono, diciamo, le idee che girano in questo momento a Bruxelles? E qui secondo me, e ripeto, bisogna distinguere tra il momento congiunturale difficile e il futuro dopo il sistema delle quote, perché in questo momento congiunturale difficile molto probabilmente bisogna cominciare a attivare i sistemi di stabilizzazione del prezzo che abbiamo, cioè immagazzinare latte in polvere e burro, come abbiamo fatto nel 2009. E oggi siamo, se ricordate questa linea, diciamo, della rete di sicurezza, oggi nei primi paesi siamo sotto il prezzo di intervento, quindi se si è sotto il prezzo bisogna intervenire. Tra l'altro, e questo anche se al pubblico il singolo agricoltore sicuramente chiaramente non l'ha visto, però il progetto dell'osservatorio del latte a livello comunitario è abbastanza avanzato, cioè la Commissione europea negli ultimi mesi ha installato un sistema per sapere in maniera veloce e abbastanza localizzato, cioè dove in Europa il prezzo è a che livello. Questo è un sistema che prima non si aveva e che permette comunque anche in questo momento a capire abbastanza bene qual è la situazione a livello europeo. A livello europeo, mi fermo un attimo a questo momento congiunturale, ci sono due o tre problemi gravi. Uno è il famoso blocco dell'export verso la Russia. Colpisce soprattutto alcuni stati membri, i paesi baltici, la Polonia e alcuni grandi esportatori del nord Europa, l'Olanda. Più grave sembra una difficoltà sui mercati asiatici, cioè i mercati che boom degli ultimi anni, in Cina, sui mercati classici, mercati asiatici, stanno un attimo rallentando. Questo è un problema. E questo fa anche vedere quanto ormai il mercato del latte è orientato, o il latte, i formaggi europei e anche italiani sono orientati verso l'export. E poi c'è una questione, questo è l'altra parte della medaglia dell'export-import, che purtroppo i consumi europei non aumentano, perché c'è una difficoltà economica in alcuni paesi, soprattutto anche in Italia, che frenano comunque anche i mercati alimentari di un certo valore. Quindi, poi ritorno un attimo perché mi è piaciuto, anche se mi rendo conto che politicamente quello che ha detto lei sulla provenienza forse non è molto popolare, però mi trovo abbastanza d'accordo, perché spesso il populismo da solo non serve, cioè bisogna andare a vedere un po' cosa succede poi veramente se andiamo a mettere nuova gente. Quindi questa è una situazione congiunturale che a mio avviso va affrontato come nel 2009, dove secondo me siamo intervenuti troppo tardi. L'intervento del 2009 alla fine è stato un affare per l'Unione Europea, perché abbiamo comprato dal mercato a basso prezzo latte in polvere e burro e poi l'abbiamo rivenduto quando il mercato tirava. Per fortuna il mercato si è ripreso abbastanza velocemente, l'Unione Europea è riuscita a far aumentare il prezzo con un intervento economico sostenibile, a mio avviso, ha rivenduto il prodotto e alla fine è riuscita anche facendo dico un affare, però non era, cioè alla fine questo intervento non pesava sulle casse di chi paga, o del bilancio agricolo, comunque di chi paga le casse a livello. Un'altra cosa è
l'uscita o il post quota. E secondo me su questo io sono abbastanza, come dire, c'è chi a livello europeo adesso chiede che l'abbandono delle quote sia accompagnato da un nuovo sistema molto simile alle quote. E secondo me bisogna decidere: o il mercato si controlla o è libero. E questa decisione in verità è stata presa tanti anni fa. Sappiamo da anni che nel 2015 ci sarà un abbandono delle quote. Quindi adesso per esempio c'è chi dice beh, aumentiamo il livello di sicurezza, andiamo dai 22 o 220 euro a tonnellata, andiamo a 260, 270, 280. Io ancora di più quando sono a casa mia in montagna, ma anche qui vedendo i dati che ha fatto vedere lei sui costi di produzione, dico forse è una buona idea per qualcuno in Europa, per noi no, perché a 280, cioè 28, 29, 30 centesimi, se noi garantiamo ad alcuni produttori in Europa, sicuramente non quelli italiani e ancora di meno quelli in montagna, se qualcuno oggi garantiamo non un prezzo di 22 centesimi ma di 28, cioè questo ha uno stimolo ad investimento nel sistema latte abbastanza forte, perché ci sono zone di produzione in Europa dove con 28 centesimi si produce latte. E se la politica mi dà una sicurezza che io gli 28 centesimi comunque li prendo e se va bene prendo di più, noi altro che creare questo aumento che ha fatto vedere lei di 10 milioni di tonnellate, creiamo aumenti del tutto diversi. Quindi questa idea di dire aumentiamo il prezzo di intervento, io lo ritengo dal punto di vista nostro un errore. Secondo me il prezzo di intervento in un momento dove la produzione è libera, ognuno può produrre quanto vuole, il prezzo di intervento deve essere basso. Perché se il prezzo di intervento diventa per qualcuno in Europa attraente, diventa un problema grande, soprattutto per noi, per chi deve produrre a prezzi alti o per chi ha una filiera dietro, come per fortuna in Italia c'è, per chi ha una filiera dietro come per esempio i top, che comunque hanno costi di produzione diversi, anche perché hanno, per esempio se pensiamo al parmigiano reggiano, che hanno comunque obblighi diversi nella produzione di latte che comportano poi comunque prezzi di produzione più alti, perché l'agricoltore è obbligato a fare delle cose in stalla che altri che producono semplicemente per il latte in polvere non devono. Quindi qui l'ho detto, secondo me questo aumento del prezzo di intervento non creerebbe altro che rendere forse più competitivo o rendere più competitivo il sistema latte in alcuni Paesi membri, e questi Paesi membri sono quelli dove fa freddo, perché la mucca per natura è una vacca, un animale che va meglio col freddo, dove c'è tanto pascolo e dove anche questo bisogna dire, dove le navi sono, dove i porti sono vicini, quindi dove il mangime a basso prezzo, dall'altra parte del mondo arriva a basso prezzo. E questo non è l'Italia, non è questa zona qui, ancora di meno la zona di montagna. Poi c'è un'altra idea, e questa la voglio solo far vedere, non mi trova d'accordo neanche questa. Questa è l'idea dell'European Milk Board, è un gruppo di produttori che pensano comunque che bisogna creare nell'Europa o in Europa un sistema, diciamo, di produzione controllata. E questo non vado a spiegarlo perché poi è anche abbastanza complicato, però dice praticamente che quando il prezzo va avanti, a un certo punto mi rendo conto che c'è una crisi di mercato, io cioè in questo momento qui i produttori si obbligano a produrre di meno, tutti quanti,
sembra bello, però per fare questo devo de fatto reintrodurre delle quote. Come faccio a dire al produttore tu adesso produci 10% in meno? Devo reintrodurre un sistema di controllo della produzione, un sistema che è simile o comunque tanto del sistema delle quote, per quello che ha detto, se avessimo voluto fare una cosa del genere sarebbe stato meglio stare nel sistema delle quote. Poi tutte queste cose a volte sembrano belle, però bisogna anche imporle sul terreno, e noi sappiamo quanto è stato difficile in Italia imporre il sistema delle quote. Cioè imporre dei sistemi di controllo non è sempre facile, quindi bisogna controllare, bisogna creare un sistema burocratico, un sistema amministrativo che mi permette comunque a controllare che chi produce, sono migliaia e migliaia, si mantiene alle regole. E come detto, io penso, senza dilungarmi, perché lo sapete voi meglio di me, che questo in Italia nel sistema delle quote non è sempre stata una storia solo fortunata, anzi. Anch'io credo molto di più in quello che è stato detto prima. Noi col cosiddetto pacchetto latte 3 anni fa ormai, 3 anni fa, abbiamo creato un primo tentativo per stabilizzare o rendere più forte la catena di produzione e la cooperazione diciamo, tra i produttori, introducendo alcune misure. 2 importanti: l'obbligo o la possibilità per gli Stati membri di introdurre un contratto con i laboratori, quindi con l'industria, e a forte richiesta italiana una possibilità per i produttori DOP ad organizzarsi tra di loro. Questo, se lo vediamo adesso a qualche anno di distanza, non ha funzionato male. Ha funzionato meglio in alcuni paesi, peggio in alcuni, però per esempio l'organizzazione all'interno della filiera dei DOP ha funzionato abbastanza bene in Italia, cioè i grandi formaggi italiani hanno utilizzato questa possibilità di mettersi d'accordo sulle quantità di produzione, che prima non potevano perché avevano l'antitrust che vietava questo intervento. Sui contratti altri paesi sono andati forse un po' meglio, però altri paesi, mi riferisco soprattutto alla Francia, hanno anche una storia, una cultura molto più forte di organizzazione di filiera, non solo nel settore del latte ma anche in altri settori. Se pensiamo per esempio al settore del vino, dove la Francia da sempre ha un grande concetto di organizzazione di OP e di organizzazione nella filiera. Però io sono convinto che in questo momento di libero mercato la filiera si deve organizzare, e quindi c'è sicuramente anche da noi in Parlamento un'idea di vabbè, riprendiamo questo pacchetto latte, vediamo quali misure quali ulteriori misure si possono fare, che vanno nelle direzioni che il primo pacchetto latte ha già fatto. Il Parlamento in questo momento sta facendo un rapporto di iniziativa su questa questione, cercando di vedere su quali argomenti, su quali strutture si potrebbe ulteriormente intervenire per rendere più forte l'intero sistema delle OP e comunque della filiera di produzione. Bene, io ancora 2 o 3 riflessioni vorrei fare che sono state ricordate anche prima. Luogo di provenienza. Lì mi trovo molto d'accordo. Io dico sempre, a me tanti anni fa uno che ha fatto che per professione
studia il consumatore in tanti settori, mi ha detto una cosa che mi è sempre rimasta impressa. Mi ha detto: guarda, se tu vai a studiare il consumatore, tu su tante cose puoi chiedere al consumatore cosa vuole fare. Cioè, se tu al consumatore chiedi se vuole comprarsi la Fiat o la Mercedes, molto probabilmente ti dice la verità. Quando si parla di consumo alimentare è molto più utile che vai a vedere cosa fa e non cosa dice cosa vuole fare. Perché nel consumo alimentare tanti vogliono mangiare il prodotto locale, il prodotto biologico, andate a vedere nel supermercato e andate a vedere cosa fa la gente. E sono due cose diverse. E io non sto a criticare il consumatore, io semplicemente dico, è lì il fatto. Andate a vedere quante persone, io lo faccio perché tra le pochissime cose che faccio a casa che mi fa fare mia moglie è andare al supermercato, perché io mi diverto a vedere cosa fanno gli altri. Andate a vedere quanti vanno a vedere l'etichetta, a controllare l'etichetta da dove viene il prodotto. Noi avremo proprio questa settimana, e anche già iniziato oggi sui media nazionali, avremo abbiamo un dibattito che inizia oggi pomeriggio, per quello stasera, per quello che devo anche dopo scappare, e mercoledì votiamo sull'indicazione d'origine delle carni in prodotti trasformati. Cioè io, se ho la pizza preconfezionata, ho il prosciutto sulla pizza, devo scrivere da dove proviene il prosciutto. Punto di domanda. Se voi andate a chiedere alla gente: lo volete? Certo. Lo volete pagare? Forse no. Lo controllate? Vi interessa veramente? Che problema creiamo a chi fa per esempio il tortellino italiano? Ne vale la pena? Ha un effetto positivo? E questo, secondo me, io non dico di no, però queste domande bisogna porsi, perché sennò è un approccio molto o troppo facile. Io credo comunque che dobbiamo, sono stato impresso 2 settimane fa, avevamo a Bruxelles una riunione con i massimi esponenti della cooperazione italiana, non solo agricola, cooperazione in senso generale, e uno che è il presidente responsabile per un settore agricolo ha detto una cosa molto interessante. Ha detto: se noi facciamo degli studi in Italia, andiamo a vedere negli ultimi 5 anni, 5, 6, 7 anni, i sistemi italiani, le cooperative italiane che lavorano soprattutto sul mercato nazionale, forse un po' a livello europeo, se va bene sono andate avanti a curva piatta, cioè sono rimasti più o meno dove erano prima. Tutte le realtà che sono cresciute sono tutte realtà orientate verso mercati esteri. Andate a vedere per esempio l'evoluzione dei grandi 2-3 grandi formaggi italiani, dove c'è l'aumento di vendita, sicuramente non in Italia, anche perché è un mercato saturo. Io non penso che l'italiano abbia voglia di mangiare tanto più di parmigiano reggiano, per esempio, di grana padano. Però è, come è stato detto prima, è un Ferrari che ha un mercato internazionale molto interessante, che è un prodotto eccezionale a livello internazionale. E quindi io credo che noi dobbiamo fare di tutto per diventare attivi, per esplorare questi mercati. Per questo dico anche: stiamo attenti a cosa succede nelle aperture di mercato che ci saranno. Stiamo facendo un trattato di apertura del mercato col Canada, poco osservato, pochi lo sanno.
però un mercato molto interessante per il prodotto italiano. Stiamo, qui tutti lo sanno, trattando un trattato di apertura con gli Stati Uniti d'America, uno tra i primi mercati quando si parla dei formaggi italiani. Stiamo attenti cosa fanno, o se riusciamo finalmente, questo secondo me è un grande obiettivo, e io sono in Commissione Ambiente del Parlamento, sono il standing rapporteur, quindi il rapporteur per il TTIP per i prossimi anni. Stiamo attenti cosa succede con le nostre DOP sui mercati americani e canadesi, che noi non possiamo più accettare che gli americani e i canadesi vanno avanti a produrre fontina, gorgonzola, parmigiano reggiano, grana padano col latte americano. E io ritengo molto più importante dal punto di vista nostro, europeo, ad andare in offensiva e dire queste cose se facciamo un trattato con gli Stati Uniti e col Canada, o c'è la tutela del nostro DOP, o se no io non sono d'accordo, non si fa, perché se non lo facciamo adesso non lo faremo più nei prossimi anni, perché questo è un accordo internazionale che poi per i prossimi anni ci sarà. Se noi permettiamo adesso che gli Stati Uniti d'America possano andare avanti a utilizzare le nostre denominazioni per i loro prodotti, ci perdiamo un'ulteriore occasione, quindi dobbiamo sicuramente intervenire su questo versante. Stiamo parlando in Parlamento anche sul rapporto tra la produzione, l'industria e la distribuzione. Questo è stato fatto vedere prima, lì qualche problema ci abbiamo, ed è sicuro che è difficile intervenire in un mercato, diciamo, di per sé libero, un mercato dove comunque noi non possiamo dire alla grande distribuzione che prezzo deve applicare, però a un certo punto anche dire alla grande distribuzione che certe pratiche non vanno, secondo me quello il legislatore lo può fare. Io non penso per esempio che alla grande distribuzione bisogna far fare pubblicità per il fatto che vendono loro sotto il loro prezzo di acquisto. Cioè se loro cominciano a fare la propaganda, io ti vendo il prodotto a un prezzo più basso di quanto l'ho acquistato, lo fanno giorno dopo giorno, io non penso che questo si possa permettere. Io penso che su alcune regole che oggi la grande distribuzione applica si può anche intervenire. Siamo intervenuti sui termini di pagamento, è stato un primo passo, penso anche importante, però dobbiamo intervenire anche su alcune altre pratiche che a mio avviso non. Ultima cosa, lo dico anche qui, anche se mi rendo conto che qui in montagna non siamo, però non posso fare a meno, io vengo dalla montagna, poi comunque il Veneto ha anche una fascia di montagna importante. È certo che questa apertura di mercato, l'abbandono delle quote, per alcuni sistemi di produzione che hanno comunque costi di produzione molto alti, sarà un problema. Queste sono le zone di montagna, se parliamo nelle immediate vicinanze, sono alcune altre realtà in Europa, come per esempio le isole ultraperiferiche che hanno produzioni di latte abbastanza consistenti, però non interessano tanto noi qui. Io penso che su queste zone bisogna intervenire con intervento diretto sull'agricoltore, perché l'unica possibilità che abbiamo sul prodotto stesso in montagna è di, diciamo, produrre prodotti ad alto valore e cercare di valorizzarli in maniera migliore. Abbiamo per esempio creato 2 anni fa il termine latte di montagna, prodotto di montagna, l'abbiamo tutelato, non più, cioè, un'azienda di pianura non può più chiamare il suo prodotto di montagna, che c'è un passo in avanti, però per il resto, per far sopravvivere queste aziende di montagna bisogna intervenire con i sistemi del primo pilastro. In parte è stato fatto perché, come sapete, il nuovo premio accoppiato per le vacche da latte si differenzia tra la pianura e la montagna,
bisogna intervenire nel secondo pilastro, e io sarei anche molto a favore ad intervenire a livello di trasformatore, di rivenditore o di chi lavora il latte in montagna, per dargli un po' una spinta, cioè per dargli un piccolo vantaggio che comunque gli permette di stare sul mercato, perché sulla montagna c'è un problema particolare, mentre in pianura, anche se spesso difficile, però abbiamo visto anche dallo studio che è stato fatto vedere prima, sulla pianura una possibilità di diversificazione spesso c'è, e c'è stata negli ultimi anni. C'è chi è stato: io lascio la produzione di latte, faccio frumento, faccio altre cose. Io sono amarga di montagna, né il frumento né la barbietta del zucchero non la posso fare. Devo avere animali perché posso avere solo prato, quindi devo avere animali, per avere reddito normalmente devo avere latte. E questo è un po' il problema delle zone di montagna, dove sicuramente bisogna fare qualcosa. Tra l'altro domani mattina incontro anche il commissario responsabile Hogan per parlare proprio di questo argomento, perché in montagna, se abbiamo un abbandono della produzione del latte, abbiamo, di questo dobbiamo essere consci, abbiamo un abbandono dell'agricoltura e una trasformazione completa del paesaggio. Di questo penso che anche nelle zone alpine italiane ne abbiamo esempi a sufficienza, con quali è il risultato finale, non ne vorrei vedere altri. Grazie. Grazie mille. Nella presentazione mi sono dimenticato che è anche presidente dell'intergruppo vino e prodotti di qualità, per cui sicuramente l'onorevole Dorfman ha il polso, insomma, della situazione. Chiedo all'assessore mandato un secondo solo, perché l'onorevole Dorfman deve scappare, per cui deve scappare. Ha spazio per alcune domande e so che molti di voi fremono, e per cui ecco, lui so che è estremamente disponibile, e pertanto lascio spazio alle domande. Grazie dell'invito e grazie anche all'onorevole di essere qua con noi oggi, anche se mi dà tanto l'impressione che lei oggi ha annunciato il funerale della nostra zootecnia. Mi dispiace non vedere De Castro, che ho visto per 30 anni, e lei ha detto oggi: le quote latte abbiamo capito che non sono servite, ma ci sono voluti 30 anni di massacro al nostro mondo per capirlo. Che domani mattina il mio amico, che deve produrre fino a fine marzo, deve ancora spendere soldi, a 25 centesimi deve produrre il latte. Il pacchetto latte non ha funzionato, non avevamo dubbi. Poi il futuro, produrre il latte al prezzo europeo, lo sappiamo benissimo che non è possibile, per due motivi, e lo dicono i nostri grandi ricercatori: costo dei terreni e degli affitti e burocrazia. Quindi qua non ne verremo mai fuori, avremo comunque un sistema che non sarà mai possibile entrare in concorrenza con quelli che sono, diciamo così, i nostri competitor. Quel cerchio che ha fatto vedere prima il dottor Negri, loro hanno voluto le quote, loro le vogliono tirare via, nel frattempo noi siamo stati massacrati. E mi viene in mente cosa stanno facendo gli altri paesi comunitari per sostenere il loro settore. L'Olanda, sulle cose che noi abbiamo visto in questi anni, sono gli investimenti che fanno. L'Olanda sta facendo il più grande impianto di polarizzazione del latte a livello mondiale, e noi possiamo pensare di andare a competere con chi già ha pensato negli anni che deve produrre a pochi soldi, che può produrre finché vuole, perché tanto ci sarà comunque qualcuno che andrà a parare quando sarà il momento le loro produzioni. E vi dico questo perché l'altra sera, in una delle nostre assemblee, l'amico Bruniera ha detto a un suo socio: ho dovuto vendere il latte, e ha detto un prezzo bassissimo a Vecchiaredo, e l'altro gli ha detto: ma perché gliel'hai dato? Perché non potevo berlo io se ne produce un po' di più.
e questi qua stanno facendo gli impianti che spendono un casino di soldi, ma oltretutto non è che stanno facendo un impianto, nel senso che dei 23 grandi impianti che verranno costruiti in Europa per la fine del regime quote non ce n'è uno in Italia, ce ne sono una roba 12 credo in Olanda, ce ne sono in tutti i paesi grandi produttori tranne l'Italia. Io credo una cosa, che negli altri posti ci siano veramente strategie che portano, come ha detto qualcuno prima, a ricchezza per quello che riguarda un paese. Qua quello che vedo dopo tanti anni, e comunque la ringrazio di essere venuto perché lei ha avuto il coraggio di venire qua, qualcuno non l'ha avuto dopo averci creato danni irreparabili, perché i danni che ci hanno creato sono irreparabili. Ci sono veramente delle idee, delle strategie dove noi purtroppo adesso, per carità, gli amici bellunesi, è giusto sostenere l'agricoltura di montagna, ma qua non è un problema dell'agricoltura di montagna, è un problema dell'agricoltura nostra, del nostro settore, perché quando sono state create le quote comunque le nostre aziende erano vitali e crescevano. È stato il sistema che ci ha veramente portato alla distruzione, indebitandoci e creandoci problemi che alla fine nessuno poteva immaginare. Io non ho altro da dire, se non che sinceramente ho la testa che mi scoppia, perché dove vado? Purtroppo vengo qua dagli amici, sono andato da quelli della CIA, e vedo tanta confusione nella nostra classe politica, perché è giusto qualcuno che mi viene a dire, il dottor Menghi lo dice da una vita, perché noi, quelli che vengono a dirci la verità li invitiamo sempre alle nostre riunioni, anche perché ci hanno fatto crescere negli anni. Da una parte vedi il politico che ti viene a dire non puoi fare il chilometro zero, questo e quello è stato, ma purtroppo è lo stesso politico che dopo va dall'altra parte e si leva la giacca e alla fine dice la cosa contraria. Un po' di coerenza non c'è proprio. Io sinceramente sono rimasto così un po' male, perché non è che riesco a capire se ci sia realmente una strategia per quello che riguarda i nostri politici, per quello che riguarda il nostro futuro. Scusatemi, ma è una cosa che ho troppo forte dentro ormai, cioè sono troppo stanco di sentire le chiacchiere e di vedere che di fatti alla fine non ce ne sono. Grazie. Me ne falta uno, grazie. Buongiorno autorità che siete qui, no? Vedo che la sala è piena, vuol dire che il problema è un po' caldo. 2 o 3 battute, perché l'amico Borga ha già detto delle strategie. Aiuto alla montagna, sì. Aiuto alla trasformazione, che poi prendono il latte dall'altra parte e ce lo mandano qua, no, perché chiudiamo tutti. La storia ormai dei trentini non è talmente chiara, contributi a fare impianti, no, e poi vengono giù, no? Andiamo con calma, perché altrimenti ci fate fuori. Questo è un sistema, è la politica che fa tutto. Noi siamo solo un piccolo strumento in mano. Però perfettamente d'accordo che la montagna deve vivere, ma non dare gli strumenti a qualcuno, no, che ci soffochi noi, no? Perché vediamo lo yogurt chi è che lo produce, solo per fare un esempio. Dopodiché faccio 3 battute, perché credo che il tempo sia poco, e mi viene fuori di farle a questa maniera, me lo sono scritte stamattina prima di venire via. Ho detto, abbiamo acquistato quote, sempre questione scale, abbiamo acquistato quote, abbiamo affittato quote, abbiamo compensato un giorno per dare anche una mano ai lombardi in Italia, non territoriali ma italiani naturalmente, pagando. Abbiamo distribuito quote che era di diritto di chi ha prodotto a quelli che non hanno e ai grandi splafonatori, no? E anche questo abbiamo pagato, perché adesso andiamo ad affittare. Abbiamo costruito vasconi per una questione di tutta la direttiva nitrati, abbiamo coperto con cimaie, noi lì ci siamo divertiti, no? A buttare soldi, intanto non abbiamo investito un cavolo sulle nostre aziende, no? E siamo fuori mercato. Abbiamo fatto mutui alti con le banche, no? Perché mi pare che attualmente adesso i soldi sono bassi, ma tanto le banche non ce li danno più, no? E quelli che abbiamo sono alti. Sostanzialmente oggi posso dire che abbiamo tanta merda e che Dio ci aiuti. Ecco, la domanda del Presidente della Confindustria Belluno
poi lasciamo la risposta. Sì. So che non è facile parlare a Treviso di montagna, però bisogna, ringrazio comunque l'onorevole Dorfman per aver ricordato il problema che affronterà la montagna con l'abbattimento delle quote. Mi ricordo anni fa anche con Lorenzo che abbiamo affrontato, no, assieme un dibattito di cos'erano le quote allora, perché allora era il momento in cui le avevano appena imposte e lì ci siamo dibattuti in una stalla su quello che avrebbe comportato per le nostre aziende l'inserimento delle quote latte. Quote latte che dovevano essere poi rispettate, poi in Italia non sono neanche state rispettate, tra l'altro. Questo è un altro problema molto, molto forte e che abbiamo pagato. Abbiamo pagato tutti il fatto che non siano state rispettate le quote. Lo abbiamo pagato anche anni fa quando qualcuno diceva che aveva risolto i problemi delle quote latte in Italia, andando a distribuire quel 5% di latte in più, perché questa è la realtà dell'Italia, ha distribuito un 5% di latte in più a chi non aveva mai rispettato il regime delle quote. Mentre forse quel 5% se fosse rimasto a livello nazionale, forse avrebbe compensato magari e non avrebbe fatto produrre in più un mercato che purtroppo il nostro è un mercato che non riuscirà mai a competere. È inutile, noi dobbiamo fare prodotti di qualità e portarli in giro per il mondo, come ha detto il nostro responsabile qua in Europa. I nostri prodotti sono di altissimo valore e devono essere portati in Europa. Portiamo l'esperienza come montagna di Novateria, come l'Arte Busca, che questo l'ha fatto da sempre, ha cercato di sfruttare al meglio e di distribuire al meglio con le proprie forze, le proprie capacità, dimostrando che questo si può fare in Italia. Però abbiamo bisogno di aiuto ed ha ragione non solo ai produttori di latte in montagna, ma anche alle strutture che trasformano, perché poi se sono strutture sane la sanno distribuire anche ai loro associati. Ecco. Ed è quello che è successo in questi anni con la nostra latteria e che ha portato benefici anche a quelli di pianura, perché con le aggregazioni che abbiamo fatto anche il bene della pianura. E questo va detto, però in un momento così difficile bisogna avere le idee chiare e soprattutto ai nostri rappresentanti del governo bisogna fare capire una roba. Siamo ai primi, no, del 2015, no? Non abbiamo ancora deciso in Italia chi è un agricoltore attivo. È una cosa scandalosa. Perché è attraverso queste forme che poi si distribuiscono le PAC che anche lì andare a dare 500 euro o 200 euro a chi ha un ettaro di vigneto, cari miei, io credo che con quei 200 euro quello che fa vigneti non risolve i propri problemi. Però forse quei soldi si erano recepiti a livello nazionale, venivano distribuiti magari ai produttori di latte in una fase come questa, forse avrebbero risolto qualcosa in più e magari anche in modo diretto col primo pilastro, in una fase come questa, anche per andare a compensare tutti i soldi che abbiamo speso in quote latte. Ecco. Però questo non è stato fatto, probabilmente perché? Perché siamo sempre lì, siamo sempre da sempre completamente divisi. Chi va da una parte, chi va dall'altra e su questi temi dobbiamo invece trovare unitarietà. Ecco. E credo che Fabio qua ha fatto bene a riunire in una sala responsabili del Parlamento europeo, responsabili del governo, responsabili della regione e iniziamo a fare qualcosa per questi produttori di latte che francamente, che siano in pianura, che siano in montagna, problemi ne hanno tutti. Ecco. Grazie. A me fa più piacere in realtà aver riunito dall'altra parte quelli della CIA, quelli dei Coldiretti e quelli di Confagricoltura, secondo me. E qui la fotografia è bella perché se dobbiamo servire a qualcosa, come chi come me è stato rappresentante di un settore e di una situazione di categoria, la fotografia è ottima perché questo secondo me è il modo di lavorare. Qui la disponibilità soprattutto dell'onorevole Dorfman in condizioni giustamente non semplicissime per il settore perché molte cose insomma, si decidono al Parlamento europeo. Per cui ecco, questo è il modo di lavorare che abbiamo come associazione categoria, che ho io, e spero insomma che la politica ci aiuti in questo. La risposta all'onorevole Dorfman, che poi purtroppo ha un'impellenza di aereo, per cui quello non glielo possiamo far perdere. Sì, grazie. Sì, velocemente. Ma sul primo intervento io che non sono servite le quote latte non l'ho detto. Ho detto che sono state introdotte 30 anni fa in una condizione completamente diversa e oggi ci troviamo
anche a mio avviso io dovrei essere il primo a difendere le quote così come sono oggi. Vengo da una provincia che ha solo usufruito del sistema delle quote. Però il mondo è cambiato, oggi ci troviamo davanti a una situazione dove comunque tanti paesi d'Europa le quote non le vogliono più, tra l'altro anche in Italia. L'Italia è stata tra i primi, diciamo, a suo tempo ad essere a favore dell'abbandono delle quote e forse la situazione di mercato è completamente diversa. Tra l'altro da quando è cominciato il soft landing, anche questo non si dovrebbe dimenticare che negli ultimi anni in Europa, a parte l'anno scorso 3 paesi su 28, tutti gli altri le quote non le hanno raggiunte. E quindi mettere in piedi un sistema burocratico come quello delle quote, dove poi la produzione comunque non si raggiunge, anche qui quello bisogna un attimo riflettere. Non ho neanche detto che il pacchetto latte non ha senso, anzi, io parlo per esempio con i responsabili dei grandi formaggi italiani, mi dicono che il pacchetto latte è molto utile per loro. Ha reso possibile una collaborazione tra chi lavora nel settore che prima non c'era. Se oggi in alcuni paesi dell'Unione Europea si creano le condizioni per la lavorazione del prodotto, come se per esempio grandi polverizzatori, io non voglio essere frainteso, però dico ben venga. Almeno in Olanda e in Danimarca riflettono un attimo cosa ne fanno poi con 10 milioni di tonnellate che è stato detto prima che producono. Sarebbe peggio se lo mettessero sul mercato senza riflettere prima cosa poi se ne fanno e loro hanno comunque anche una possibilità di esportare questo prodotto sui mercati internazionali a un prezzo competitivo e una cosa è poco ma sicura. Ci sarà un aumento di produzione e se questo aumento di produzione non viene controbilanciato da un maggiore export, il sistema non funziona, andrà in una crisi permanente. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per favorire l'export verso paesi comunque in crescita di consumo e in quei paesi ci sono. Poi permetto anche di dire io le cose contrarie tento di non dirle. Se avessi prima voluto dire quello che vuole sentire la platea forse avrei detto qualcosa di diverso. Tento di non dirlo, tento di dire quello che è il mio pensiero, poi si può condividere o no. Sugli aiuti alla trasformazione io le do ragione, sicuramente non è l'idea mia di sostenere qualcuno che in montagna trasforma solo, ma io penso per quello ci sono è facile controllarlo, è facile creare le condizioni affinché questo non succeda. Sono d'accordissimo con lei che per questo mi sono, tra l'altro, io ho ben capito il suo messaggio verso la mia provincia, io mi sono sempre battuto nel mio lavoro affinché si faccia un sistema montagna anche tra le cooperative che effettivamente lavorano quel latte che c'è lì, perché non ha molto senso che uno importa il latte all'estero e l'altro lo vende in Puglia o in altre zone a prezzi spot, cioè non è molto intelligente. Stanno per fortuna migliorando un po'. Poi vabbè, sull'ICVAM e sull'etame sinceramente ne ho spostato di più di quanto lei pensa. Io sono comunque figlio di agricoltori, quindi ne so un po' come funziona la situazione. Ma io do ragione al presidente di Confagricoltura Belluno, non è tra la montagna e la pianura, non è dire uno è migliore dell'altro. Si tratta semplicemente di creare una condizione affinché tutti e due possano andare avanti. Io penso che nella sua provincia sia un esempio a sufficienza dove gli agricoltori hanno avuto comunque le difficoltà che alla fine li ha fatto smettere. E questo crea comunque, penso che purtroppo tante
zone della sua provincia siano un esempio. Questo crea un cambiamento di paesaggio che sicuramente non è a favore della zona e non è a favore del sistema economico della zona, perché l'agricoltura mantiene un paesaggio spesso anche utile per il turismo, crea quindi non solo un reddito strettamente agricolo ma che va oltre, e quindi mantenere il latte in montagna non significa dire lo vogliamo spostare la produzione dalla pianura in montagna, comunque non sarà possibile, però volevo semplicemente dire che in montagna forse servono ricette un po' diverse, perché la stessa ricetta non funziona in tutte le zone, e la ricetta olandese non funziona per la pianura padana come la ricetta della pianura padana molto probabilmente non funziona per la zona di montagna, perché io mi rendo conto che anche nella mia provincia, per esempio, se gli agricoltori non percepiscono 50, 52, 53 centesimi al chilo di latte non sopravvivono nella lunga durata, e quindi in montagna bisogna creare questa condizione che si crea solo con produzione di prodotti ad alto valore e qualche aiuto in più che bisogna dare a questa agricoltura, se no non funziona. Grazie. Grazie onorevole Grossman, e ringrazio anche per la rinnovata disponibilità per la commissione. Continuerei con l'assessore Manzato, visto che, prego, se non so se vuole rimanere lì, se vuole dire non è un problema. L'assessore Manzato che anche lui insomma si è reso disponibile a questo incontro per capire come la regione, con soprattutto il nuovo PSR che è in stato di avanzamento, lui ci darà qualche indicazione, può dare una mano al settore, ecco, del latte e del post quote. Grazie, buonasera a tutti, intanto grazie per l'invito. Ho sentito sia gli interventi del pubblico sia ovviamente gli interventi di Hoffman, e avevo scritto delle cose, ma vado un po' a braccio perché ci sono delle riflessioni da fare che non sono solamente legate a quello che succederà con il nuovo piano sviluppo rurale, poi lo dirò chiaramente, ma anche quello che è successo prima nella costruzione dei rapporti tra primo e secondo pilastro a livello di regioni, nel comitato della Commissione Politiche Agricole, e anche ovviamente nei rapporti con il governo, che è l'interlocutore che poi tratta queste cose qui a livello comunitario. Poi alcune riflessioni che non hanno, faccio delle riflessioni magari sui consumatori che non hanno una risposta ovviamente, perché sono tutte ipotesi che in qualche modo vengono portate avanti, ma che poi vengono sostenute e verranno sostenute anche da iniziative ovviamente anche finanziarie, e che quindi su indicazione più o meno plausibile rispetto a quello che è stato dato vengono costruite delle linee di finanziamento oppure no. E parto un attimo, la gran parte delle cose sono state dette rispetto a cosa è per il settore del piano caseario il Veneto, il valore aggiunto è ovviamente notevole, l'85% della produzione di latte va nel settore caseario. Abbiamo le nostre grandi DOP, le nostre grandi produzioni a marchio che in qualche modo ci consentono di avere un soggetto su cui puntare in maniera forte, in maniera determinata, per poter continuare a essere competitivi. Ma è altrettanto vero che il settore richiede altro, richiede innovazione, richiede aggregazione, richiede la capacità di unirsi per fare anche massa critica, per poi in qualche modo intervenire nei mercati, intervenendo quindi anche sul prezzo, tutte le cose che ovviamente sono state dette, però che non ci voglio neanche ritornare, perché poi parleremo un po' del piano sviluppo rurale, che è stato un piano sviluppo rurale costruito dalla base con le associazioni anche di categoria, e il Consiglio regionale ha trovato l'unanimità, sostanzialmente l'unanimità dell'approvazione, e devo fare anche un ringraziamento a Mediaggio Rimetto che ha gestito in Consiglio regionale, in aula, poi il piano sviluppo rurale, che è un piano sviluppo rurale da 1 miliardo e 200 milioni di euro più o meno. Però devo partire, e veramente non voglio fare nessun tipo di polemica né niente, però ne
le cose che sono state dette anche dall'intervento di Tiziano, di Borga, sono cose che mi hanno lasciato un po' il ricordo di quello che è successo nella trattativa a livello nazionale. E ripeto, non voglio fare polemiche né con il governo, neanche con il resto delle regioni, però le cose come stanno bisogna dirle. Quando abbiamo trattato sul primo e secondo pilastro, abbiamo trattato così come era giusto per tutte le regioni italiane, per il secondo pilastro e poi per il primo pilastro. E la trattativa è sempre stata, ed è come qualsiasi trattativa all'interno della quale ci sono la divisione di risorse, è stata una trattativa molto, molto serrata, molto forte. E sul secondo pilastro, che vuol dire piano di sviluppo rurale, soldi, investimenti, abbiamo chiuso il cerchio, sapendo che anche in questo caso alcune regioni, anche la regione Veneto, nonostante un'aggiunta di finanziamenti di circa 150 milioni di euro, chiudeva un accordo nazionale che in qualche modo aiutava tutto il sistema. Ricordo che la regione Veneto mette 202 milioni di euro per ricevere circa 1 miliardo di euro tra finanziamenti nazionali e finanziamenti statali, quindi 1 miliardo e 184 milioni di euro. Questa è la cifra che poi va avere. Altre regioni, mi viene in mente la Sicilia, ma che è una regione importante, mette 260 milioni di euro e riceve 2 miliardi di euro. Va bene, non è problema, perché con il nuovo regolamento le regioni, le risorse che non vengono spese dalle varie regioni, rimangono all'interno del contenitore italiano, quindi in qualche modo la regione Veneto spende tutte le risorse, se ci sono opportunità siamo qui anche ad accoglierle. Quello che è andato meno bene è il primo pilastro. Ripeto, non voglio fare polemiche perché ormai è chiuso, si va avanti, dobbiamo guardare, come si è detto, in prospettiva sia il post nella redirezione delle quote, quindi guardiamo solamente avanti e poi intervengo anche su quello che è stato detto. È vero che probabilmente in un regime di mercato libero gli aiuti diretti, i premi sono in qualche modo ancora sono nella prospettiva un elemento che piano piano verrà meno e che probabilmente non è quello che concederà e consentirà ad un'impresa di stare nel mercato nei prossimi anni, perché se il mercato è libero o si ripara, come prima è stato detto un po' da Doffman, si introduce un piccolo ipotesi di quote, oppure si sta nel mercato, e se per stare nel mercato bisogna che le aziende siano competitive, che abbattano i costi, si riescono a battere i costi, che abbiano mercati internazionali, che abbiano capacità attraverso il sistema cooperativo, il sistema industriale di poter portare i propri mercati all'estero. Ma è tanto vero che oggi il primo pilastro esiste, oggi il primo pilastro c'è. E io ricordo quella trattativa, la ricordo molto bene, anche perché è l'unica regione italiana che non ha dato l'intesa sul primo pilastro. La regione Veneto non ha dato l'intesa sul primo pilastro. E lo ricordo la motivazione. Andai in commissione politica agricola insieme a tutte le regioni, poi anche al Ministero, perché ci sono dei confronti che quotidianamente venivano fatti, e io dicevo una cosa molto semplice, proprio per non guardarsi solamente in casa in regione Veneto, piuttosto che la Lombardia, piuttosto che la Sicilia, guardate che la Spagna mette il 70% dell'accoppiato sul comparto zootecnico, mette il 70%, e sono i nostri competitor, se ragioniamo, come è stato detto, a livello comunitario. Noi non possiamo fare a meno di questo tipo di intervento. Questo dissi, molto semplicemente lo dissi non solamente al governo, lo dissi alla Lombardia, al Piemonte, alla Puglia, ma va bene, ho detto, guardate che se non andiamo in quella direzione, strategicamente, ecco Borga che faceva un ragionamento, se non andiamo a livello strategico, se la Spagna mette 55 con una produzione che è molto inferiore alla nostra, ma la Francia, che invece ha un rapporto diretto di commercializzazione con noi, mette il 70% dell'accoppiato sulla comparto zootecnico, noi non possiamo fare diversamente, dobbiamo andare in quella direzione. Lo dissi in tutte le sedi, formalmente, informalmente, perché sapevo che questo poteva essere un elemento. Se è stato deciso in una certa maniera, è stato deciso in una maniera che a me non poteva essere soddisfacente, proprio per il motivo
perché ritenevo che il comparto zootecnico, non solo per il Veneto, ma tutto il comparto zootecnico italiano avrebbe dovuto avere una percentuale di aiuto tale per cui poteva, non dico essere competitivo, perché poi la riflessione appunto sul premio unico o comunque l'intervento diretto non so quanto nel mercato possa reggere, però evidentemente non si poteva di contempo premiare magari quelle produzioni che in base all'articolo 52 non avevano nessun tipo di caratteristica. Non perdevano né il prezzo, non perdevano nella produzione, non perdevano in nessun tipo di campo, ma la contrattazione puramente politica è portata a questo. Io non ci ho visto nulla di strategico e non abbiamo dato l'intesa, unica ragione. Mi sono preso un bel po' di insulti, ma me li porto a casa senza nessun tipo di problema, ma io voglio guardare da qui in avanti. No, lo dico perché, per onore anche di verità rispetto a ciò che è avvenuto. Abbiamo portato a casa questo primo pilastro, benissimo, c'è stata la trattativa, forse un ritardo di un mese, non di più per quanto riguarda questo tipo di settore. L'altra partita ovviamente è il piano di sviluppo rurale. E concordo completamente con quella che è stata l'analisi che è stata fatta, perché è probabile che in un contesto di mercato libero anche delle quote, la scelta strategica che doveva essere inserita nel piano di sviluppo rurale doveva essere una scelta assolutamente legata alle aziende. Molto semplice, era quasi banale nell'analisi, un po' più difficile nel farlo. E invece l'abbiamo fatto, siamo riusciti in qualche modo, partendo dal tessuto territoriale, quindi tutti i portatori di interesse, abbiamo messo 3 anni per ascoltarli, e poi con le associazioni di rappresentanti di categoria all'interno del tavolo verde abbiamo deciso la strategia. Cosa cambia e cosa cambierà nel nuovo piano di sviluppo rurale? Ve lo dico in 3 parole. Vecchio piano di sviluppo rurale, 1,50 miliardi di euro, 2007-2013, direttamente e indirettamente alle aziende come investimenti erano 450 milioni di euro su 1,50 miliardi di euro. Numero delle misure, gli interventi, le azioni erano 132. Nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2020, le risorse sono 1 miliardo e 184 milioni di euro, quindi 140 milioni di euro più dell'ultima volta. Le misure da 132 passano a 45, quindi 2/3 escluse. Abbiamo tolto i beneficiari pubblici e parapubblici, la gran parte, e quindi le risorse alle aziende passano dal vecchio piano di sviluppo rurale 450 milioni di euro a 850 milioni di euro. La scelta qual è stata? Andare direttamente sull'investimento delle aziende, dare un sostegno alle aziende perché il mercato richiedeva questo, perché quelle strategie e comunque le analisi di mercato che indicavano quel tipo di trend doveva essere accompagnato dalle scelte strategiche a livello di strumento finanziario che mette a disposizione la Regione Veneto. Ecco perché dicevo prima, ringraziando Geroldo Metto, perché lui insieme a tanti altri ha trattato quello che è uscito dalla giunta regionale e dal tavolo verde, siamo riusciti a tradurlo poi con pochissime varianti a livello di consiglio. Vi assicuro che il livello di consiglio significa che ci sono 60 persone che ti tirano la giacchetta per aumentare o una misura, o un pacchetto, o un beneficiario pubblico, parapubblico, e invece abbiamo fatto una scelta molto netta. Questa è la struttura del piano di sviluppo rurale. Quindi si raddoppiano le risorse che direttamente e indirettamente vanno alle aziende agricole, si tolgono i beneficiari pubblici, parapubblici, quindi alcune amministrazioni locali, piuttosto provinciali, piuttosto che altre strutture parapubbliche, e si fa una scelta puramente strategica sul piano di sviluppo rurale. Gli strumenti finanziari cambiano, non ci sarà solamente il conto capitale, quindi solamente il fondo perduto, ma si è messo anche il tasso agevolato e il fondo di garanzia, proprio per il discorso che ho sentito prima, che spesso da Bruniera, che spesso le banche magari hanno le risorse in tasca ma non le danno agli agricoltori. Il piano di sviluppo rurale interviene anche come garante rispetto a questo tipo di problematica. L'ho descritta perché sono convinto che se andiamo come stiamo andando sul libero mercato, quella deve essere la strategia, piegare le risorse del piano di sviluppo rurale tutto legato alle imprese agricole, e questo è quello che abbiamo in qualche modo portato.
Sulla montagna abbiamo fatto un discorso molto particolare, perché siamo circa sui 480 milioni di euro solo per la montagna veneta, ovviamente la provincia di Belluno fa la parte del Leone per il 100% montagna, però abbiamo scommesso anche su tutta questa parte proprio per gli interventi che sono stati detti dal Presidente. Tenendo presente che abbiamo modificato non senza qualche dolore anche la struttura stessa dei GAL, che sono altri 74 milioni di euro, anche all'interno delle misure GAL di 74 milioni di euro abbiamo cercato di eliminare le misure che andavano ad enti pubblici e abbiamo consegnato queste risorse sempre per attività legate alle aziende agricole, spostando queste risorse non su tutto il territorio del Veneto, ma su due sostanzialmente territori, Basso Veneto e montagna. Quindi i GAL passeranno probabilmente da 14 a 9, 9 non di più. E questo sempre perché? Proprio per andare nella direzione che si è detto prima. Questo è il piano di sviluppo rurale. Alcune riflessioni però devo fare rispetto anche ai consumatori. Abbiamo visto dei dati importanti. È vero che il consumatore dice non spenderei qualcosa di più per un prodotto che magari abbia una tracciabilità, un'etichettatura, un made in Italy, diciamo. Però io mi domando, e non lo domando me stesso perché secondo me è un'azione che deve fare il pubblico, non il privato. È vero che i consumatori magari apprezzano moltissimo il made in Italy, il made in Veneto, tutto quello che si vuole, però non spenderebbero una risorsa in più per in qualche modo acquistare questi prodotti, o forse fanno un po' più di difficoltà. Ma io non mi pongo dalla parte solo del consumatore, io mi pongo dalla parte del produttore. Perché io, sistema italiano, devo incentivare o far conoscere al consumatore che ci sono prodotti tracciabili, tracciati, che sono prodotti di qualità? Perché io punto sul reddito delle imprese. Il consumatore comunque ha il trend, se si guarda il trend della richiesta del consumatore, è adesso, lo era meno pochi anni fa, ma lo sarà sempre di più, sempre più esigente. Sarà sempre più esigente, chiederà sempre tracciabilità, made in Italy, non sarà disposto probabilmente, ma perché non è però disposto? Perché c'è anche un problema molto contingente, perché siamo in una crisi strutturale enorme, perché gli stipendi dei nostri lavoratori è misero rispetto al resto d'Europa e quindi anche i nostri cittadini non possono fare una scelta di sopravvivenza. Questa è anche una realtà da mettere in cantiere, e questo non esclude il fatto che io non debba promuovere in un mercato interno anche questo tipo di opportunità. Quindi che è legata non solamente al consumatore, perché ripeto il trend del consumatore sarà anche sempre vicino al riconoscimento del prodotto del suo territorio, ma lo dico anche per il produttore che invece deve avere anche un mercato interno. È sufficiente? Assolutamente no, anzi è niente rispetto all'esportazione. Noi dobbiamo fare esportazione. La nostra battaglia sarà sull'esportazione, sulla capacità di piazzare nei mercati internazionali tutti i nostri prodotti. Da questo punto di vista però dobbiamo fare una riflessione, e lo faccio anche qua senza polemica, perché dobbiamo farla tutti insieme, e dobbiamo renderci conto che il nostro sistema italiano, che vuol dire questo governo, vuol dire il governo dove eravamo noi, dove era prima, non fa tutela della propria produzione a livello internazionale. Non esiste, non può esistere. Io ho fatto il viaggio in Cina per riuscire a portare dei produttori in Cina, che adesso sono sul territorio da questa settimana, e anche l'anno scorso sono arrivati una cinquantina per acquistare produzioni del Veneto. Sono in Cina, ci chiedono tecnologia, in cambio tecnologia per disinquinamento ambientale delle acque, e in cambio loro ti portano gli importatori, e abbiamo fatto anche buone performance in settembre-ottobre, le stiamo facendo adesso per il resto del mondo. Però non può essere che fatto 100 l'importazione dell'agroalimentare in Cina sia francese, il 55-60% e il 5% italiano. Non esiste una cosa del genere.
perché non abbiamo nulla in meno rispetto ai francesi. Ma cosa manca? Manca la possibilità, la capacità, la forza di un governo, di uno Stato, un governo che, ripeto, tutti, perché noi abbiamo fatto anche peggio, un governo di poter aggredire i mercati internazionali rispetto alle produzioni che il proprio Stato, i propri cittadini riescono a mettere in campo. E questo non lo facciamo mai. Questo non lo facciamo mai perché siamo all'interno di un meccanismo per cui ognuno pensa per sé e comunque il Made in Italy è talmente forte che l'imprenditore si arrangia, chi lavora con i mercati internazionali si arrangia perché va da solo, si prende la sua valigetta, va da solo a vendere i mercati, ma non sarà mai, non viene mai accompagnato se non in sporadiche, piccole occasioni dal ministro di turno, dal politico di turno. Ed è sbagliato. Ed è assolutamente sbagliato. Io ti darei anche la delega sull'esportazione, una delega solo per l'esportazione. Il prodotto agroalimentare deve essere esportato, c'è una persona fisica del governo che ha quasi un ministro degli esteri che così deve fare, perché se noi non abbiamo l'accompagnamento di un governo, che vuol dire Made in Italy, perché non è solamente il governo, si chiama Made in Italy, a livello internazionale dei mercati che si aprono, noi non riusciremo con le piccole forze che abbiamo di poterci presentare nel mondo. Io ho fatto anche assessore, per un breve periodo, assessore al turismo. Tu vai come Veneto in Stati Uniti, non sanno neanche cos'è il Veneto, sanno cos'è Giulietta Romeo, Venezia, Verona, Dolomiti. Questi sono i 4 brand italiani. C'è Sicily, per quando guarda la Sicilia, Toscani, per quando la Toscana, stop, chiuso. Poi non sanno cosa sia altro. Questo perché, dico questo, perché noi pensiamo di avere grandi produzioni e le abbiamo di alta qualità, ma il sistema mondiale è talmente importante, talmente grande, talmente globalizzato che ha bisogno di strutture istituzionali talmente forti da poter accompagnare i nostri produttori, che hanno una dimensione aziendale piccolissima. A maggior ragione ci vuole una struttura istituzionale che sia in grado di portare avanti queste problematiche. Ecco perché dico, se abbiamo, qua ci sono stati dei dati, il dottor Menghi ha dato dei dati molto precisi, noi per quanto riguarda la regione possiamo creare solamente le condizioni finanziarie e al limite normative per quanto riguarda la regione per poter creare le possibilità che i nostri imprenditori si possano approcciare all'investimento aziendale, quindi nell'abbattimento dei costi, ma anche poi in qualche modo promuoversi a livello internazionale con alcune misure del piano di sviluppo rurale. Abbiamo messo 22 milioni di euro per la promozione nei mercati terzi, che però siano pochi, ma lo rivedremo nel 2017, ma la struttura per aggredire i mercati con Made in Italy, che è importante per il nostro sistema, deve essere portato avanti istituzionalmente e in maniera molto forte, in maniera determinata, prendendoci degli obiettivi, dicendo che i nostri prodotti devono entrare in quei mercati, perché pensiamo che la quota di mercato da conquistare in Cina piuttosto che negli Stati Uniti, piuttosto che in altre regioni del mondo sia tot. Se noi non facciamo questo, sicuramente avremo una grande capacità dei nostri produttori di poter fare economie di scala, investimenti aziendali, investimenti di aggregazione, investimenti sull'innovazione, ma non saremo in grado poi di dialogare con i mercati internazionali perché non saremo accompagnati, così come fanno tutte le altre nazioni europee. Penso alla Germania, penso alla Francia, ma penso anche a tutte le altre nazioni che in qualche modo fanno del loro agroalimentare un punto di eccellenza nella promozione internazionale. Io penso che sia esattamente così. Gli strumenti che mettiamo a disposizione sono questi a livello regionale, ovviamente nel limite del consentito. Però l'aggregazione non solamente da parte dei produttori ma anche dalla parte del sistema istituzionale forse sarebbe utile, perché poi tutto il reddito dell'impresa agricola rimanga come punto fondamentale anche della strategia politica. Grazie mille. Passerei velocemente all'intervento del sottosegretario e poi allo spazio ad alcune domande. Il sottosegretario è stato interpellato per andare proprio sul concreto, grazie anche all'aiuto del dottor Menghi, su alcuni temi molto concreti e specifici del settore latte. Per quanto riguarda quei 110 milioni di euro che sono stati stanziati sul triennio come fondo sul latte qualità, su quello che era il riferimento delle assicurazioni che parlava prima il dottor Menghi, che è quel riferimento normativo europeo che dà quel sostentamento al reddito, che è una delle idee del sostentamento al reddito che c'è già negli Stati Uniti o in altri paesi europei, o su, come diceva anche prima l'onorevole Dorfman, l'annosa questione delle OP,
che è vista come probabilmente anche qui in Veneto stiamo iniziando a lavorare, appunto perché a livello nazionale non c'è ancora un riferimento chiaro. Il Parlamento sta tergiversando su quelle che sono le indicazioni sulle OP, e avere una indicazione chiara su quella che è l'operatività delle OP, soprattutto in un momento di passaggio come questo, sarebbe utile. Per cui intervento molto concreto sulle cose da farsi. Grazie mille. Grazie intanto per l'invito, è una bella opportunità, una grande occasione, e quindi ringrazio anche il collega senatore Franco Conte. La voce un po' di voce. Quindi ringrazio Confagricoltura che ha voluto fare questo punto della situazione, una mattinata di lavoro, una mattinata di incontro per poter mettere anche insieme la filiera istituzionale, poter mettere insieme il mondo dell'attività scientifica, quindi insomma alcuni dati, alcune informazioni. Io già avevo avuto modo di incontrare il dottor Menghi in occasione a Cremona, in occasione di una fiera molto importante, e quindi avevamo già immaginato come poter sviluppare, come poter stare tutti insieme, come poter affrontare questo momento, come poter guardare al futuro, come poter parlare di programmazione, e mi pare quindi che sia veramente un'occasione molto utile, un'occasione proficua, soprattutto nel momento in cui poi esplodono le grandi tensioni, quando arriviamo al momento in cui bisogna individuare, cioè si individua la data, aprile sta per arrivare, quindi ognuno pensa e quindi interviene, e magari molto spesso si interviene in maniera scomposta. Oggi c'è tutta la filiera istituzionale, c'era il Parlamento europeo, c'era il collega Dorfman, con il collega Dorfman abbiamo avuto maniera di poterci confrontare in Parlamento europeo, siamo stati insieme in Parlamento europeo, c'è la regione, c'è in tutta la filiera istituzionale, dal governo della regione al Parlamento europeo, per dire come ci muoviamo, come affrontiamo questa stagione della prossima programmazione. Io un piccolo flash lo vorrei fare per dire che comunque questa è una stagione che destina ancora il 40% delle risorse del bilancio dell'Unione Europea, destina al settore agricolo. Perché noi non dimentichiamo che oggi c'è un'Europa che chiede più risorse, tutti chiedono più risorse, le politiche della difesa, le politiche della ricerca, dell'innovazione, tutti chiedono più risorse, ma il Parlamento è stato unito assieme, si è deciso di dire oggi noi continuiamo ad investire sul settore agricolo, investiamo risorse significative del bilancio dell'Unione Europea, e penso che questo sia un dato di partenza molto, molto importante. Però agricoltura non significa solamente, quando l'Unione Europea destina ancora quella parte così rilevante di risorse, significa che agricoltura non significa solo produzione alimentare, produzione cioè la nostra produzione, significa ambiente, significa assetto del territorio. Finalmente, molto spesso abbiamo parlato, si parla di tutela del paesaggio, significa la presenza dell'agricoltore è una presenza utile al territorio, impedisce quella che parliamo tutti di difesa del suolo, parliamo di assetto territoriale, di assetto idrogeologico. Allora io penso che in questa accezione più vasta noi inquadriamo tutte le attività che stiamo facendo, ci mettiamo tutti attorno a un tavolo. Io non l'ho vista come polemica con l'assessore regionale, però è chiaro che fare una programmazione, tutti oggi diciamo mi piacerebbe essere in Francia, dove il governo nazionale ha destinato l'aiuto accoppiato, l'ha destinato al settore zootecnico. Però noi conosciamo i nostri territori, e io penso oggi a cosa significa settore frutticolo, cerealicolo, alla soia, cioè a tutto quello che oggi si muove, cioè tutto il settore agricolo. E certamente non è che ci sono dei settori che hanno un momento di grande brillantezza, quindi le difficoltà ci sono, e allora quando ci siamo seduti attorno a un tavolo abbiamo cercato la mediazione possibile. Comunque una scelta molto precisa, molto orientata. Quando noi destiniamo il 50% delle risorse accoppiate, li destiniamo al settore zootecnico, significa che comunque il governo ha visto, cioè ha dato un segnale a questo settore. È chiaro, avremmo potuto fare di più, avremmo potuto investire più risorse, avremmo potuto mettere ancora più risorse nei pagamenti diretti, avremmo potuto destinare ancora di più del pagamento accoppiato, però non c'è dubbio che è un segnale molto forte. Sui bovini da latte l'abbiamo dato anche nel sostegno alle zone di montagna, quindi un premio aggiuntivo anche di ulteriori 10 milioni di euro. Quindi c'è stata un'indicazione molto precisa, e quindi il governo assieme alle regioni
e quindi non era un segnale politico, comunque è stato rilevato, è stato un segnale politico, però obiettivamente la difficoltà di comporre un tavolo, le diverse regioni, le diverse agricolture del nostro paese e soprattutto le diverse sensibilità e i problemi che ci sono sul territorio nazionale. Comunque il governo un segnale molto preciso lo ha dato. Oggi noi ci ritroviamo in questa nuova fase, che finalmente, quando ho parlato più volte, io sono stato anche assessore regionale, quando immaginiamo il PSR non servono 1000 pagine per scrivere un documento di programmazione, bisogna selezionare. Mi fa piacere che finalmente sono state selezionate, e magari lo facessero anche le altre regioni, piuttosto che disperdere in 1000 rivoli si potesse focalizzare e quindi almeno avere un orientamento che a mio avviso non può che essere quello di guardare all'impresa che vuole investire, all'impresa che vuole fare ricerca, all'impresa che vuole fare innovazione, agli strumenti finanziari per poter fare tutto questo. E quindi questo è l'indirizzo che il governo assieme abbiamo individuato, e qua mi fa piacere che già è stato tradotto in pratica, ma ci sono anche delle misure nazionali, questa volta ci sono delle misure nazionali che il governo ha detto delle risorse del piano di sviluppo rurale, alcune misure hanno un carattere strategico e noi li vogliamo individuare, li vogliamo selezionare, e secondo me vanno sottolineate anche questo, perché quando parliamo di aver destinato 1.600 milioni di euro per la gestione del rischio sul piano nazionale, io ritengo che il governo ha dato un segnale molto chiaro. Come tradurremo, come scriveremo, come faremo diventare questo strumento uno strumento operativo, però è un chiaro indirizzo strategico, cioè misure nazionali significa nell'ambito del piano di sviluppo rurale l'Unione Europea ti ha detto tu governo nazionale puoi fare una scelta di carattere strategico e quindi parte delle risorse destinarle ad un'attività, ad un intervento. E noi abbiamo detto 1,6 miliardi alla gestione del rischio. Che significa oggi cambiamenti climatici? Che significa oggi non inseguire il fondo di solidarietà nazionale che non dà più le risorse sufficienti ogni qualvolta si verifica un'emergenza, e noi l'abbiamo visto da nord a sud del paese cosa significa oggi, cosa è oggi il cambiamento climatico e quindi gli interventi che oggi ogni giorno siamo costretti a registrare. Quindi una misura nazionale per la gestione del rischio. Ora vediamo come poter intervenire, come poter far sì che anche all'interno di questa misura ci sia il tema della volatilità dei prezzi, ci sia il tema della crisi di mercato. Quindi all'interno di questa misura, a mio avviso, il governo sta individuando assieme, abbiamo deciso con le regioni, abbiamo deciso di far sì che risorse significative potessero essere individuate e potessero essere destinate. Mettiamo il tema della biodiversità, che certamente il settore zootecnico ne se ne avvantaggerà moltissimo, ma abbiamo destinato circa 300 milioni di euro per il piano irriguo nazionale, che sono risorse che prevalentemente le regioni del Mezzogiorno faranno capo, cioè utilizzeranno le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione che già hanno destinato le regioni del Mezzogiorno, e quindi i 300 milioni potrebbero essere destinati alle opere irrigue del centro-nord del nostro paese. Penso che siano misure nazionali ben individuate, molto mirate, oculate, e quindi anche questo è stato un ulteriore segnale. Oggi noi siamo in presenza di dati che io conosco perché già dicevo li avevo già visti, quindi sicuramente non saranno cambiate nell'arco di un mese, quindi c'è un aumento della produzione, andiamo incontro al superamento delle quote, poi il patto è stato lunghissimo, comunque questa è una realtà e quindi andiamo incontro e siamo in presenza di un aumento della produzione. Quindi come il paese si organizza, come ci strutturiamo, come affrontiamo questa emergenza, facendo leva, facendo forza su quello che mettendo al centro l'impresa agricola, perché questo deve essere molto chiaro anche all'industria. Non c'è dubbio che oggi senza l'impresa agricola, già abbiamo qualche segnale positivo, qualche gruppo della grande distribuzione ha capito che al centro ci deve essere l'impresa agricola, perché se finisce l'impresa agricola non ci potrà essere nessuna produzione. Però noi alcune iniziative, mercoledì già il governo, il ministro assieme abbiamo convocato, il ministro ha già convocato un tavolo dove si siederanno gli attori della filiera tutti insieme
per dire il mondo della produzione con il mondo dell'industria, la trasformazione, per dire tutti insieme come affrontiamo questa nuova fase, come affrontiamo il tema dell'eccesso di produzione, dell'aumento della produzione e soprattutto della produzione lattiero-casearia, come il Paese lo affronta facendo forza sui nostri dati, sulle nostre informazioni, su quella che è la realtà italiana. Allora vogliamo coinvolgere in tutto questo ragionamento, vogliamo coinvolgere l'ISMEA, perché l'ISMEA possa fornire a noi quei dati che servono per essere più autorevoli a quel tavolo, quindi anche l'ISMEA la coinvolgeremo a questo tavolo. Metteremo anche risorse. Abbiamo nella ultima legge di stabilità, il senatore Franco Conte, ma tutti gli altri colleghi, chi ha vissuto tutto il Parlamento, tutti insieme, c'è stata unanimità per individuare un fondo di 108 milioni di euro per far sì che questo si desse ulteriori risorse, si desse ulteriore ossigeno a questo settore, quindi sono 108 milioni di euro di un pacchetto latte, quindi che puntano ad alcune misure. C'è un tema, tutti i temi che sono stati affrontati stamattina sono tutti temi che declineremo, quindi dare maggiore forza contrattuale all'impresa agricola, assumere delle informazioni, quindi l'ISMEA a supporto di tutto questo, dare delle risorse all'interprofessione, iniziare l'anno prossimo, cominciare così come abbiamo fatto il programma frutta nelle scuole, destinare parte delle risorse a un programma latte nelle scuole, il valore nutrizionale del nostro latte, la nostra qualità, cioè indicare, fare dei decreti di attuazione dove possa essere individuato, cioè la qualità delle nostre produzioni, quindi sul latte nostro, quindi possa essere fatta una campagna di comunicazione sulla qualità delle nostre produzioni, della nostra produzione lattiero-casearia. Ci sono una serie di misure all'interno di questo che abbiamo presentato e che comunque apriranno questo tavolo, e quindi affronteremo tutti insieme. Non ultimo quello che dà maggiore forza alla nostra produzione, quindi laddove noi abbiamo un alto valore aggiunto, e quindi il tema della trasformazione, il tema della internazionalizzazione, della commercializzazione. Devo ringraziare l'assessore, però quest'anno io non vorrei ascrivere grandi meriti, però per la prima volta in questo Paese si è fatto uno sforzo di mettere il Ministero dell'Agricoltura che faceva il proprio programma di promozione e di internazionalizzazione, il Ministero dello Sviluppo Economico che faceva il proprio programma, cioè il Ministero degli Affari, ognuno aveva un'attività, un programma di internazionalizzazione che portava ognuno magari senza un piano preciso, senza un piano specifico, senza conoscere il mercato che si andava ad aggredire, quindi dove ognuno andava per il verso proprio. Per la prima volta, io ritengo che sia un fatto che va sottolineato, per la prima volta tutti i ministeri abbiamo un fondo, nella legge di stabilità abbiamo individuato un fondo di 50 milioni di euro per fare la promozione dell'agroalimentare, per farlo in maniera univoca, a partire anche da mercati consolidati, perché tutti parlano degli Stati Uniti, ognuno parla, cioè io ho visto le cose più strane. Poi quando parliamo di regioni, cioè non parlo certamente del vero, quando parliamo di regioni, chi pensa di andare in Kazakistan, cioè ognuno senza conoscere le diverse realtà, ognuno si fa un piano di promozione a sé, quindi ognuno con le idee le più svariate. Per la prima volta c'è un piano, partendo dagli Stati Uniti, che è un mercato maturo, dove noi però indirizziamo sempre due grandi regioni senza conoscere tutte le potenzialità degli Stati Uniti, e per la prima volta il governo destina i 50 milioni. Poi immaginate una campagna di comunicazione di pochi milioni di euro negli Stati Uniti d'America e disperdere queste risorse in 1000 rivoli. Per la prima volta noi abbiamo detto guardiamo prioritariamente al mercato americano, non solo ai due grandi stati, New York, quindi dove ci siamo sempre concentrati, ma facciamo un'azione più capillare, destiniamo tutte le risorse, investiamo risorse che oggi sono risorse importanti, significative, e che un piano di comunicazione, un piano di sostegno alla commercializzazione può essere un piano reale. Stiamo facendo un esperimento, io penso che vada segnalato tutto questo, e quindi questo sarà uno dei punti di forza, e certamente se questo funzionerà questo meccanismo, ci sono anche dei mercati emergenti, ci sono dei mercati che sono già per dimensione, sono dei mercati che vanno meglio analizzati, che vanno meglio studiati.
che vanno, cioè che si ha la possibilità di far apprezzare le nostre produzioni, quindi su cui a mio avviso se ci saranno risultati concreti o analisi che permetteranno di dire investiamo su quella, bisogna trovare ulteriori risorse su cui stiamo lavorando, su cui risorse più importanti, perché anche il Parlamento europeo, cioè in questi giorni il Parlamento europeo si sta rimettendo in moto per dire non vogliamo tornare alle quote, però vogliamo mettere oggi, fare un'analisi, un gruppo di lavoro tecnico per dire come affrontiamo questa nuova situazione, come affrontiamo l'aumento della produzione, ma come affrontiamo soprattutto come tutti insieme diamo ulteriori misure, ulteriori strumenti, non ultimo quello della stabilizzazione. C'è uno strumento previsto dal nuovo regolamento comunitario, quindi dove ci sono, potremmo utilizzare anche parte delle risorse che sono individuate nella gestione del rischio, perché il meccanismo potrebbe essere, cioè vediamo come poter realizzare tutto questo, perché non c'è dubbio che sono i fattori della stabilizzazione, della volatilità dei prezzi e dei mercati, sono assolutamente fattori importanti. A mio avviso, la mia esperienza mi dice che non è mai solo un problema di risorse, è un problema di individuare i meccanismi, e quindi questi meccanismi poi destinare quelle risorse che sono assolutamente necessari e sono importanti perché questi meccanismi e questi strumenti possano essere messi in campo. Quindi sul tema della qualità, sul tema della tracciabilità delle produzioni, quando noi insistiamo ancora come Paese, come Governo, per dire sulla qualità delle nostre produzioni, insistiamo sul tema dell'etichettatura, significa che non stiamo facendo, stiamo utilizzando quel regolamento comunitario che dice la etichettatura sono le informazioni che vanno date ai consumatori, sono informazioni utili ai consumatori, dove il consumatore poi può anche scegliere, ed è chiaro che molto spesso il fattore prezzo è un fattore importante, però non c'è dubbio che per noi rappresenta un ulteriore valore aggiunto, rappresenta un'ulteriore messa in sicurezza della nostra produzione agricola. Quindi da mercoledì apriremo questo tavolo, da mercoledì ci sarà un confronto con tutta la filiera. Al centro metteremo l'impresa agricola, ma non possiamo noi oggi dimenticare l'industria, quindi che deve partecipare, che sa che non può penalizzare la nostra impresa, la nostra azienda agricola, e quindi con loro delineeremo questo quadro, partiremo dalle risorse che già ci sono stanziate, partiremo dalla utilizzazione di quelle risorse, partiremo dagli strumenti per utilizzare quelle risorse, e poi anche apriremo questo confronto, perché sappiamo che dal 1° aprile noi vogliamo trovarci, non dico preparati all'appuntamento, altri si sono organizzati con larghissimo anticipo, hanno deciso qual è la strategia, noi arriviamo sempre ben ultimi, però oggi penso che ci siano le condizioni, ma abbiamo individuato anche le risorse, ma siamo anche nella fase della programmazione dove si può ridefinire, ridelineare anche l'intervento finanziario, quindi io penso che siamo nelle condizioni per dare un segnale molto forte, dare un segnale proficuo, utile alle nostre imprese, alle nostre aziende. Quindi poi per quanto mi riguarda la nostra responsabilità, e chiudo veramente, però in questi mesi abbiamo fatto per le imprese zootecniche il decreto sul biometano, cioè un decreto, per la prima volta siamo già in presenza di un decreto che dà la possibilità di immettere in rete, di immettere sui mezzi di trasporto l'energia prodotta di biometano. Abbiamo il decreto che è già concertato, e quindi alla Commissione europea sul digestato, cioè dove il 50% degli effluenti zootecnici possono essere destinati alla digestione anaerobica, che è un primo grande risultato che abbiamo ottenuto ad un tavolo. Il 50% degli effluenti zootecnici, il 30% di sottoprodotti, penso che potrà essere non solo una misura di altissimo rilievo di carattere ambientale, ma darà un forte contributo anche alla impresa zootecnica, all'impresa agricola. Quindi se continuiamo con questo meccanismo, con le associazioni che ci supportano, che ci danno gli stimoli coerenti, gli stimoli giusti, soprattutto guardando ai prossimi anni, e penso anche con la filiera istituzionale che oggi trova sempre più motivi di unità, piuttosto che perché il tema è veramente importante e le questioni sono veramente rilevanti, io penso che noi veramente possiamo affrontare e dare anche qualche segnale positivo alle nostre imprese
impresa agricola a cui va il nostro primario interesse, sono il nostro punto di riferimento. Grazie.